Buongiorno a tutti. Intanto, innanzitutto un saluto al magnifico rettore, al sindaco, ad Angelo Montanari e a tutti i colleghi che sono riuniti presso la sede di Udine. Sì, è stato già sottolineato abbastanza bene il fatto che la Villages rappresenta un'attività importante e sicuramente strategica, sia per lo sviluppo attuale dell'ecosistema, sia per lo sviluppo futuro. E allora, se noi andiamo semplicemente a riprendere qualche parola chiave, qualche dato significativo di Ines nello stato attuale, abbiamo già detto è un sistema interconnesso, copre due regioni e due province autonome del nord-est, valorizza una serie di interazioni molto ampie già esistenti e soprattutto, diciamo, va a lavorare su 9 tematiche che sono sicuramente diversificate, ma hanno anche degli ottimi livelli di complementarietà. E quindi, diciamo, due parole chiave citate in precedenza, la conoscenza e diciamo, le relazioni, la fiducia, sicuramente hanno un fondamento anche da questa serie di interazioni molto ampie tra i diversi spoke, fra i 9 spoke che sono in questo sistema. È chiaro che gli spoke poi sono fatti di persone. Le persone sono quelle che poi a livello universitario, degli enti di ricerca, sviluppano l'innovazione. E allora 9 spoke significa anche 36 topic di ricerca, significa anche una massa critica, quella messa in campo inizialmente per dare credibilità al progetto, una massa critica che ha oltre 400 persone strutturate, quindi ricercatori, docenti, diciamo delle figure già presenti all'interno dell'università. E questo è sicuramente un numero molto importante. A cui INEST, nell'ambito del PNRR, ha aggiunto anche il reclutamento che ha un piano complessivo di 321 assunzioni, di cui 270 circa sono state già completate, tra l'altro rispettando pienamente i vincoli della parità di genere, con il 44% di donne coinvolte, nei vari ruoli. Quindi persone reclutate, persone già strutturate che seguono le tematiche di ricerca. Dall'altra parte, l'altra interfaccia importante è sicuramente quella del mondo delle imprese. Inest, tra i vari ecosistemi, è quello che direi ha creduto di più nella collaborazione con le imprese, ha messo in campo la quota maggiore dei finanziamenti per i bandi a cascata, sono circa 43 milioni di euro, quelli del budget di Inest che andranno sui bandi a cascata, a stimolare appunto le progettualità, la voglia di innovazione da parte delle imprese. Abbiamo effettuato la prima call, diversificate in 10-17 call diverse in realtà a seconda dei vari atenei, delle varie destinazioni territoriali, ma essenzialmente abbiamo stimolato la presentazione di 148 proposte progettuali, di cui 90 come progetti collaborativi con più aziende diciamo, che sono unite in partenariato, una sessantina di proposte singole e alla fine abbiamo un totale di oltre 300 imprese ed enti che hanno partecipato a questo primo bando, di cui adesso abbiamo già pubblicato i risultati e tra poco cominceranno le varie attività progettuali. Con una significativa presenza, come vedete in questo diagramma, di piccole imprese, microimprese e medie imprese, quindi diciamo una diversificazione notevole, ma anche con un'attenzione anche destinata alle piccole imprese. Quindi da una parte le persone nell'ambiente universitario, dall'altra le aziende. È chiaro che diventano strategiche le capacità di interagire in maniera trasversale, quindi le attività cross-cutting, come ha già evidenziato il rettore. E allora sicuramente noi abbiamo attività di cross-cutting importanti legate all'imprenditorialità, legate al coinvolgimento della cittadinanza, legate alla formazione, ma appunto i Lab Villages in termini di interazione tra il mondo produttivo e il mondo della ricerca sono quelli che diciamo, danno sicuramente più stimoli e più capacità. E l'altro punto innovativo, credo, questo è un merito che va dato al professor Montanari quando si è sviluppato il progetto, di voler pensare a un sistema che lavora in rete anche a livello di Lab Villages. Quindi non è una volontà di andare a sviluppare dei Lab Villages che siano indipendenti tra di loro, ma di creare veramente un network, quindi andando a rispettare completamente quella che è la finalità, la volontà, l'idea di Inest, che vuole creare questa rete anche a livello della Villages e poi proseguire, diciamo, con modalità via via più sviluppate e più sofisticate nel corso dei prossimi anni, anche al di là appunto dello scenario PNRR. Quindi con questa
diciamo, queste parole. Io vi ringrazio ancora per l'invito, per il lavoro che state facendo, e credo che il kick-off di oggi sul Lab Village sia veramente un punto fondamentale per poter creare questa rete e creare una innovazione che sia collaborativa, basata sulla conoscenza, sulla reciproca fiducia e sulla voglia di interagire. Grazie ancora e buon lavoro. E allora vi dico brevemente com'è organizzata la giornata. È sostanzialmente strutturata in due parti. La parte della mattina è la parte più, diciamo, ufficiale, nel senso che inizierò io con un breve stato di avanzamento dei lavori su questa attività trasversale, poi ci sarà una relazione invitata di una persona che si occupa di temi molto vicini a quelli della Village, e quindi ci darà degli spunti, delle riflessioni, delle considerazioni così, di una persona competente in materia e anche originali rispetto a diverse cose che abbiamo pensato, abbiamo avuto già modo di confrontarci, e chiuderemo la mattinata con una tavola rotonda in cui abbiamo cercato di coinvolgere alcune persone sia del mondo accademico che del mondo delle aziende, di realtà in cui esiste in qualche modo una esperienza, diciamo, riconducibile all'idea della Village. Come vedrete in quello che mi appresto a dire, insomma, l'idea stessa di Lab Village è un'idea in via di formazione, i modi di definirla, di istanziarla sono anche assai diversi a seconda della disciplina, dei temi che si vogliono affrontare, e quindi questa sarà un po' l'occasione per confrontarci. Poi ci sarà il pranzo e a seguire nel pomeriggio ci sarà invece un'attività più specifica che vedrà come protagoniste le persone che nei diversi SPOC sono coinvolte direttamente in questa attività, ma è assolutamente aperta a tutti quanti. Quindi già alcuni appunto hanno manifestato l'interesse a rimanere anche nel pomeriggio e sono assolutamente ben accolti. Vedremo poi in base anche alla numerosità se dividerci a un certo punto anche in sottogruppi oppure se fare una cosa tutta assieme. Anche il secondo momento, anche il pomeriggio, sarà in questa sede, quindi non c'è bisogno di spostarsi. Allora, partirei con questa breve descrizione dello stato di avanzamento dei lavori del CC2. Il professor Bonollo vi ha dato già le coordinate generali, quindi io direi che non c'è bisogno di richiamare ulteriormente le caratteristiche del progetto nel suo insieme. Ho scritto le slide in inglese perché ci sono anche persone che non sono madrelingua italiana, però poi invece la presentazione sarà in italiano. Allora, innanzitutto il primo punto è proprio che cos'è un Lab Village. Qui, ripeto, non c'è... nella mia disciplina, insomma, di solito diamo delle definizioni, sono definizioni formali. Ecco, qui non c'è scritto definition, non è una definizione formale, è un'idea. Se dovessimo sintetizzarla, l'abbiamo sintetizzata così, sono delle infrastrutture di norma abitualmente che vengono realizzate in uno spazio fisico, ma non necessariamente è così, vedremo, dove persone che vengono sia dal mondo dell'accademia e più in generale della ricerca e dal mondo delle aziende si mettono a lavorare assieme per creare prodotti avanzati, servizi, in generale artefatti innovativi. La natura e la struttura di queste infrastrutture però può essere molto diversa, quindi come vi dicevo l'esempio del laboratorio fisico in cui la gente lavora fianco a fianco e quindi c'è questa contaminazione naturale è l'esempio più naturale, forse anche quello più rappresentato, però di per sé un laboratorio, un Lab Village potrebbe essere anche un'infrastruttura software che consente a gruppi di diverso tipo di collaborare fra di loro. E anche i risultati che uno può aspettarsi da questo tipo di attività possono variare di molto a seconda dello specifico accordo sulla quale si basa l'attività, ma in generale di nuovo anche sulla base della tipologia di attività. Quindi possono essere nei casi più elementari, più semplici, dei gruppi di discussione su argomenti di comune interesse, possono essere dei compiti svolti assieme, possono essere delle live demo, possono essere dei prototipi di strumenti, possono addirittura essere dei sistemi sviluppati congiuntamente. Quindi c'è molta variabilità, questa è una delle cose di cui ci siamo resi conto fin dall'inizio, cioè se fossero studenti direi state zitti, non sono studenti, lo dico lo stesso al mio collega Agostino, Lorenzo
se no mi fate un brusio di fondo. Che cosa abbiamo fatto fino adesso in maniera molto, molto stringata? Beh, innanzitutto abbiamo costituito quello che abbiamo chiamato un comitato di esperti, forse non è il termine più bello, ma in cui una rappresentante per ogni SPOC è presente e il compito è quello di coordinare l'esecuzione di questo piano. Ci sono anche due coordinatori, uno sono io, uno è Giuliano Muzio di FIK, che poi avrete modo di vedere e di conoscere per chi già non lo conosce. Accanto a questo comitato noi abbiamo anche costituito un gruppo di lavoro di supporto all'interno di ciascuno SPOC, in qualche modo coinvolgendo le persone che già stanno svolgendo attività presso i Lab Village o presso delle realtà appunto assimilabili ai Lab Village nei diversi SPOC, nelle diverse università, nei diversi centri di ricerca, nelle diverse aziende. Abbiamo anche assunto, in quei numeri che diceva prima il professor Bonollo, ci sono anche 2 assegnisti di ricerca che stanno aiutando in maniera significativa nel coordinamento delle attività. Organizziamo regolarmente dei meeting del comitato, in particolare anche meeting dei gruppi di lavoro locale. Abbiamo prodotto 2 rapporti tecnici che eventualmente possono essere messi a disposizione, se mi inviate la richiesta ve li posso mandare. Diciamo, il primo è un deliverable ufficiale del progetto, il secondo è un rapporto intermedio. Il deliverable sarà pronto a fine aprile. Abbiamo ovviamente esteso il piano di lavoro, che adesso vi richiamerò per sommi capi. Abbiamo fatto uno stato dell'arte della situazione e, a partire da questo stato dell'arte, una critical assessment, una valutazione critica dei punti di forza, dei punti di debolezza dei diversi Lab Village esistenti. L'ho messo tra virgolette perché appunto in molti casi ciò che esiste non è esattamente un Lab Village, ma insomma delle iniziative che in qualche modo potrebbero poi essere formalizzate, coinvolte in un Lab Village. Abbiamo anche iniziato a progettare delle esperienze pilota che vorremmo poi realizzare nei prossimi mesi, lì che consentano, non so, lì dove non c'è veramente un Lab Village, di far partire delle prime sperimentazioni e lì invece dove magari c'è qualche esperienza di questo tipo di rafforzarla, consolidarla, di declinarla in maniera diversa. E infine mi piace ricordare, insomma, abbiamo organizzato qui a Udine, con l'aiuto significativo della professoressa Chiarvesio che ho visto prima qui in sala, un hackathon rivolto a studenti universitari dei diversi atenei del territorio, attorno proprio a questa idea della village. È stato interessante appunto vedere anche dei punti di vista diversi rispetto al nostro e proprio ieri mi ha scritto uno di questi gruppi che si è costituito in questo hackathon per dirmi che hanno fatto una proposta nell'attività trasversale CC1, quella di startup e spin-off, ed è stata una delle proposte selezionate che adesso entra nella fase di accelerazione. Quindi insomma, diciamo anche da questo punto di vista è stata un'esperienza molto interessante. C'è l'idea di ripeterla nei prossimi mesi su una tematica leggermente diversa, ma comunque legata a questa attività trasversale. Allora, velocemente il piano delle attività si articola in 4 compiti, 4 task. Il primo è il task più ovvio, se volete, che è quello di scrittura del piano di lavoro. Il progetto, questa attività è partita nel mese di dicembre del 22 e finirà, come tutto il progetto al momento, con agosto 25. È possibile che forse venga esteso di qualche mese, ma insomma al momento la scadenza è agosto. Questa è stata la prima attività. La seconda attività, che è quella in corso, che finirà in aprile, è un'attività in cui abbiamo fatto fondamentalmente 2 cose. Abbiamo fatto una valutazione delle diverse situazioni in molti modi, coinvolgendo questi gruppi di lavoro locali. I nostri assegnisti di ricerca sono andati SPOC per SPOC a intervistare, a sentire, a confrontarsi con i referenti locali. Questa è stata una prima attività che troverà poi forma nel deliverable che andremo a produrre. È stata un'esperienza molto interessante per vedere appunto il diverso livello di maturità da un lato, ma anche le diverse idee, le diverse modalità di costituzione di un Lab Village. E insieme questa idea di progettazione delle esperienze pilota, che pure, così nel modo in cui si stanno configurando, anche esse sono di natura molto diversa. Quindi diciamo uno dei punti acquisiti è
Dipende molto dal contesto. Fare un lab village in un contesto di, dicevamo prima, manifattura avanzata, come è per esempio il contesto dello SPOC di Udine, è molto diverso dal fare un lab village in un contesto di industria culturale, di turismo e cose di questo tipo, come è la realtà dell'Università di Venezia. E di questo appunto stiamo tenendo conto ampiamente. L'attività successiva che partirà a maggio di quest'anno è l'attività in cui noi vorremmo veramente poi implementare queste esperienze pilota, quindi dare concretezza, ed è una fase in cui ci aspettiamo nuovamente un coinvolgimento diretto delle aziende. Immaginiamo di fare anche delle piccole open call sulla falsariga di quelle che menzionava il professor Bonollo, che coinvolgono 43 milioni di euro. Queste sarebbero delle iniziative più mirate per sperimentare sul campo queste forme di collaborazione. E infine l'ultimo task è quello che dovrebbe, diciamo, portare ai frutti finali di questo lavoro, che noi vediamo in due direzioni. Una, quella di cercare di definire, nel piano di lavoro l'avevamo chiamato un modello esportabile di Lab Village. In realtà ci siamo convinti che sarà più facile arrivare a una sorta di repository di modelli, quindi un insieme di casi rappresentativi di Lab Village ai quali uno possa fare riferimento qualora volesse intraprendere un'esperienza di questo tipo. E dall'altro, quello che è da sempre, diciamo, l'obiettivo principale di questa attività, l'idea di costruire una rete dei Lab Village presenti nei diversi SPOC del nostro territorio. Quindi l'idea è che un domani, ne parlava prima anche il rettore, quando finirà il finanziamento e questo progetto sperabilmente, questo consorzio sperabilmente continuerà a vivere, ci siamo dati 10 anni di vita, quindi siamo stati ottimisti fin dall'inizio, una delle forme in cui ci aspettiamo rimanga in vita e cresca è quella di avere questa rete di Lab Village con cui le nostre realtà si presentano al mondo esterno. Quindi noi mettiamo a disposizione in maniera integrata le nostre competenze, in uno spirito non di pura competizione ma anche di collaborazione, e ci presenteremo all'esterno, dove l'esterno non vuol dire solo il territorio del Triveneto, ma l'ambizione è di rivolgersi al territorio nazionale e anche internazionale. Quindi questa è un po' l'ambizione, una delle ambizioni di questo progetto, e quindi mettere in atto tutta una serie di operazioni, per esempio una piattaforma comune, un punto di accesso, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, nel cominciare a lavorare effettivamente a questo progetto abbiamo anche aggiunto, li ho chiamati scopi addizionali, obiettivi addizionali, che poi sono venuti a maturazione man mano che abbiamo cominciato a lavorare concretamente. Il primo è questo: non più un modello di riferimento, ma un insieme di modelli di riferimento di Lab Village, che possono variare. Qui vi do un po' l'idea, non è esaustiva questo elenco, non è esaustivo, però il laboratorio classico, per esempio i laboratori che abbiamo, il Lab Village che abbiamo a Udine, è uno spazio fisico in cui sono insediate aziende e gruppi di ricerca dell'Ateneo, e in molti casi appunto nello stesso spazio fisico convivono, coesistono, lavorano assieme persone dell'uno o dell'altro. Ma potrebbero essere anche laboratori fisicamente distribuiti. Per esempio il nostro SPOC sta immaginando proprio un'esperienza di questo tipo tra Udine e Bolzano, di costruire un laboratorio che avrà una sede qui, una sede lì, che coinvolgerà aziende di questo territorio, aziende di quel territorio, sfruttando le competenze specifiche dei due gruppi, dei due insiemi di gruppi. Potrebbero però essere anche dei laboratori completamente virtuali, basati su infrastrutture software, e potrebbero essere semplicemente delle piattaforme software di supporto a reti di collaborazione. In alcuni casi sembra che effettivamente la coesistenza fisica in uno spazio non sia così importante, sia più importante la costruzione di questa rete collaborativa. L'altro aspetto che è emerso, è proprio nell'esperienza anche dell'hackathon che richiamavo prima, è l'idea che ci possano essere dei temi di comune interesse per le diverse aziende, dei temi veramente trasversali. Faccio due esempi qui, quello del benessere aziendale, ma anche quello della mobilità sostenibile, rispetto ai quali gruppi di aziende e gruppi di ricerca competenti sul tema si potrebbero mettere assieme e costituire un laboratorio all'interno del Lab Village. L'iniziativa che richiamavo prima di questo gruppo di ragazzi va proprio in questa direzione, in quella del benessere aziendale,
ed è un'idea, appunto, ripeto, che è stata promossa alla fase di accelerazione. E ci è sembrata un'idea, questa è un'idea che non avevamo avuto in modo esplicito, e ci è sembrata un'idea molto, molto interessante e stimolante. E infine c'è chiaramente un legame molto stretto tra il Lab Village e le altre attività trasversali che richiamava il professor Bonollo, e tra tutte queste una che mi sembra particolarmente interessante è quella legata all'attività di formazione. Se un Lab Village vuole vivere e progredire, deve diventare anche un luogo in cui si fa attività di formazione, ma però, scusate, ma non strettamente in senso accademico, quindi non è un luogo in cui i docenti vanno a insegnare e i loro dottorandi oppure il personale delle aziende viene ad ascoltare, ma è un luogo in cui, a seconda dell'argomento e con le modalità proprie, sia persone dell'accademia, persone dei centri di ricerca, ma anche persone del mondo aziendale, possono tenere dei corsi di formazione, possono illustrare degli strumenti che stanno utilizzando, delle cose che hanno costruito, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa dimensione della formazione oggettivamente poi immagino salterà fuori anche nella discussione del panel, è una dimensione di cui molti sono consapevoli ma che forse non ha ancora trovato forma e potrebbe essere un contributo del nostro progetto. Ecco, vengo a un brevissimo riassunto di quello che è emerso. Attenzione, premessa fondamentale, non sto dando i voti, non è che uno sia più bravo o uno sia meno bravo, sto fotografando nei limiti del ragionevole, come abbiamo fatto con l'aiuto dei diversi SPOC, qual è la situazione nelle diverse realtà coinvolte nel progetto. Allora, abbiamo grosso modo suddiviso le situazioni esistenti in 3 classi. La prima è, ci sono dei luoghi, degli SPOC, dove una qualche forma di ricerca collaborativa nello spirito dei Lab Village, forse questo posso sottolineare, è chiaro che stiamo andando oltre la ricerca svolta su commissione come consulenza che l'università fa rispetto a una certa azienda. Non è questa l'idea del Lab Village. L'idea del Lab Village è di trovare un matching tra diciamo, le problematiche di interesse per le aziende, i temi di ricerca dei ricercatori, degli universitari, ma non solo, trovare questo matching e poi lavorare assieme su questi temi in una prospettiva che però non è domani o stasera, ma è medio-lungo termine, nella convinzione che questo è un investimento sia in termini di ricerca che in termini diciamo, industriali che vale la pena di fare. Okay? Allora, ci sono delle realtà in cui in qualche misura forme di collaborazione di questo tipo sono presenti, magari mescolate, non è che nei Lab Village esistenti non si faccia anche interazione nel modo tradizionale, però non è quella la specificità dei Lab Village. Questo faccio riferimento, non so, al Neutech Park di Bolzano, in cui ci sono questi laboratori che coinvolgono l'università, start-up, settori di ricerca e sviluppo di high-tech companies. È l'esperienza dell'Università di Udine. L'Università di Udine ha un Lab Village fisico abbastanza grande che ormai ha molte realtà insediate e insomma si sta ragionando concretamente sul raddoppio, diciamo, anche della struttura fisica, ed è un'esperienza in una certa misura che sta facendo anche FBK, la Fondazione Bruno Kessler di Trento, nell'ambito in particolare della salute. Poi ci sono altre realtà in cui lo scenario è più frammentato, nel senso che ci sono molte realtà di ricerca, ci sono molte realtà anche di ricerca applicata, molte realtà che hanno rapporti anche con aziende, però non sono probabilmente raccordate in maniera sistematica come immaginiamo possa essere all'interno di un Lab Village. Questo è il caso per esempio dell'Università di Padova, che ha molti Living Labs, che però sono principalmente entità indipendenti che si focalizzano su attività di ricerca accademica e hanno collaborazioni limitate con le aziende nella prospettiva che dicevo prima. È il caso dell'Università di Verona, che ha 3 grandi esperienze. Verona all'interno di INES lavora sul fronte dell'agritech essenzialmente, quindi qua ci sono alcune esperienze significative in questo ambito. Ed è anche il caso, qui abbiamo messo assieme SIS e l'Università di Trieste perché diciamo questi 2 SPOC hanno deciso di lavorare assieme su questo fronte e insomma adesso io, Università di Udine, lo posso dire, è una realtà geografica ricca di realtà di ricerca, di infrastruttura anche di ricerca,
la realtà di Trieste, che ben conosciamo, probabilmente non c'è ancora questa idea del Love Village, è qualcosa che sta prendendo forma proprio all'interno, direi, di questo progetto in maniera molto, molto significativa, coinvolgendo in particolare anche il Polo Tecnologico dell'Alto Adriatico, che è uno dei partner di INEST, che collabora con diversi SPOC ed avrà un ruolo molto importante in questa prospettiva. Sempre in questa classe, diciamo, abbiamo inserito anche l'Università di Trento, che ha almeno un paio di iniziative nell'ambito sempre delle tecnologie per la salute, molto interessanti, ma la massa critica, il numero di persone coinvolte è relativamente limitato e anche l'integrazione con le aziende è ancora da migliorare. E poi ci sono dei casi, come vi dicevo prima, di temi che sono presenti all'interno del progetto. Il progetto ha proprio scelto di coprire tutte le tematiche rilevanti per il territorio del Triveneto, spaziando dal mare alla montagna, agricoltura, salute, manifattura, e coprendo anche tematiche di natura, diciamo, più legata alla cultura. Quindi per esempio il turismo, l'industria creativa, l'industria della cultura, Università di Ca' Foscari, tutti i temi legati alla città, all'architettura, alla progettazione, al design sostenibile, in questo caso lo UAV. E in questi casi, diciamo, proprio l'idea stessa del Lab Village è una sfida che queste realtà stanno affrontando. Io lunedì sarò a Venezia, perché Venezia organizza una specie di kick-off come il nostro, però focalizzato sull'idea del Love Village per l'industria culturale e l'industria del turismo. Quindi queste realtà sono per certi versi quelle in cui il tema è più sfidante, perché si tratta proprio di immaginare una declinazione di questa forma di ricerca collaborativa che credo sia assolutamente originale, cioè non credo ci siano delle esperienze di questo tipo. Ok, vado a chiudere. Diciamo che stiamo veramente rispettando i tempi, speriamo di continuare. Continuiamo a dirlo, se no li sforiamo. L'altro aspetto su cui stiamo lavorando, abbiamo lavorato, come vi dicevo, è quello della progettazione delle esperienze pilota. Queste esperienze, appunto, hanno il duplice significato: lì dove non c'è una Lab Village esistente, quello di sperimentare, di provare, di insediare; lì dove ci sono delle realtà, di approfondirle, di consolidarle o di sperimentare forme diverse. Per esempio, vi dicevo prima, nel caso di Udine, adesso poi lo richiamo, l'idea di sperimentare questo laboratorio distribuito. Noi abbiamo diversi laboratori, ma sono tutti insediati qui, coinvolgono realtà udinesi, vogliamo provare a sperimentare qualcosa di diverso. Allora, anche qui, raggruppando per grandi classi, ci sono delle realtà in cui sicuramente l'obiettivo primo è quello di progettare e di realizzare la infrastruttura di base di un Lab Village, che vuol dire anche acquisizione di spazi, affitto di strutture dove far coesistere fisicamente le diverse esperienze. Questo è il caso per esempio dell'Università di Padova. L'Università di Padova ha affittato recentemente uno spazio in cui andrà a raggruppare realtà esistenti che però sono distribuite all'interno del territorio. E poi non è solo il caso di Padova, ma anche di le altre realtà che menzionavo, di Trento, Trieste e Sissa, questa iniziativa congiunta, il caso di Venezia. Poi c'è questa idea appunto di promuovere e espandere i laboratori esistenti o di attivare nuovi laboratori con tagli particolari. Qui vi riporto due esempi, non è esaustiva questa mia presentazione, il report, il deliverable che andremo a produrre e che ovviamente mettiamo a disposizione sarà molto più dettagliato su tutte le iniziative. Per esempio l'Università Ca' Foscari sta pensando, immaginando una qualche forma sistemica, direi anche sistematica e multidisciplinare, all'interno della quale raggruppare diverse esperienze di innovazione nel mondo artistico-culturale. E l'Università di Bolzano sta immaginando di sviluppare e poi mettere sul campo delle soluzioni innovative nell'ambito dei multimedia avanzati, della realtà virtuale, dei sistemi di realtà aumentata, da utilizzare per fare networking di risorse, di laboratorio, di attrezzature, di strumenti di didattica avanzata e anche di public engagement. Quindi lì, pensate al Neuther Park, dicevo prima, cercare di rafforzarlo, di integrarlo, di estenderlo attraverso questo tipo di strumentazione.
Nel caso di Udine vi ho già detto, l'Università di Verona, che opera nell'ambito dell'agritech, per esempio, ritiene una criticità particolare di quel che esiste, ma questa è anche una considerazione condivisa da altri, il fatto di far conoscere queste realtà. Fino ad oggi molto spesso nei Lab Village uno entra per contatti personali, per collaborazioni esistenti. Occorrerebbe trovare delle modalità di comunicazione e poi di trasferimento tecnologico della conoscenza, ma anche di promozione, che siano più generali, più aperte, più inclusive. Questa è una consapevolezza che, ripeto, ho evidenziato rispetto alla realtà di Verona, ma direi che è una consapevolezza diffusa. Va bene, in maniera molto sintetica ho cercato di raccontarvi quello che è stato fatto. Dovete immaginare, dovete sapere, immagino insomma, chi ha fatto esperienze di questo tipo, che progetti così grossi richiedono anche un grandissimo sforzo di tipo organizzativo che uno dall'esterno probabilmente realizza, capisce fino a un certo punto. Quindi diciamo i primi mesi di questo progetto sono stati molto impegnativi anche da questo punto di vista. Per esempio per un universitario imparare a compilare i timesheet ogni mese è stata una... Voi direte, vabbè, nel caso dell'università è stato un impegno, ci sono state battaglie culturali, ideologiche, politiche all'inizio, poi le abbiamo superate, adesso in qualche modo ogni fine mese se non facciamo il timesheet sembra ci manchi qualcosa. Questa fase è abbastanza superata, fare i bandi per le aziende, cioè di solito gli universitari partecipano ai bandi, fare noi bandi è stata un'altra esperienza molto impegnativa, anche molto interessante. Abbiamo imparato, speriamo, adesso faremo un secondo giro di bandi e ci sentiamo molto più pronti e molto più bravi e cominciamo a veramente focalizzarci sempre di più sugli aspetti scientifici, tecnico-scientifici di questo progetto e quindi insomma ci aspettiamo buoni frutti nei mesi a venire. Grazie per l'attenzione, mi fermo qua. Mi fermo qua, mi accomodo su una poltrona e do spazio a Giuliano Muzio, FBK, che adesso gestirà la seconda parte della mattinata. Prego Giuliano. Sì, lo presenti tu. Allora, io chiamerei subito... Questo. Adesso mi si sente? Sì. E chiamerei subito Nicola Redi, che è managing partner di OBlue Ventures, se non mi sbaglio. E quindi è un attore che vede la prospettiva che abbiamo raccontato, che è una prospettiva sistemica, ecosistemica anzi. Non so, non è il caso che vi ricordi l'esempio del castore della diga che ha fatto il sindaco, che però insomma è abbastanza pregnante perché dà l'idea di questa difficile costruzione di un rapporto plurale nel quale ogni attore svolge un suo ruolo e tutti si muovono affinché il risultato finale sia un risultato tangibile e anche di valore possibilmente. Nicola ha una sua prospettiva, diciamo, sugli ecosistemi che molto probabilmente, questo secondo me è un fattore positivo, è una prospettiva differente da quella che abbiamo noi sia come professori e ricercatori, sia come uomini di azienda, perché è la prospettiva di chi gli ecosistemi, mi viene da dire, li coltiva in qualche modo, perché diano i frutti che poi dopo lui stesso raccoglie, ma fa raccogliere anche alla comunità allargata. Quindi io senza indugio cederei la parola a Nicola, non so se sfrutti il leggio, diciamo, e quindi... Poi sto qua sopra, già sono alto, diventa un... Grazie a te. Perfetto. Bene, innanzitutto buongiorno, grazie di avermi invitato. Sì, noi facciamo un mestiere un po' strano. Ho anche difficoltà ogni volta alle mie figlie a spiegare che mestiere faccio. Quando erano piccole era peggio che andare di notte. Ma, ci chiamano venture capitalist, questa è diciamo, l'accezione con cui veniamo chiamati, ovvero investitori in capitale di rischio in imprese in start-up. In realtà poi questo è un mondo che, per quanto sia, soprattutto in Italia, abbastanza lilipuziano, se lo prendiamo in termini diciamo, complessivi rispetto all'economia italiana, però ha tutta una serie di declinazioni. Nello specifico noi ci occupiamo di trasferimento tecnologico, lo facciamo da 15 anni, siamo diciamo, ormai al terzo
alla terza generazione di strumenti per fare trasferimento tecnologico, e lo facciamo essendo noi stessi come persone degli animali strani. Siamo degli animali strani perché, giusto per darvi qualche numero, ci siamo divertiti un giorno a contare gli anni cumulati di esperienza che abbiamo in vari settori. Abbiamo 140 anni di multinazionali, 60 anni di venture capital, 100 anni di ricerca e trasferimento tecnologico. Il 70% di noi ha un dottorato di ricerca in materia STEM, 60% donne, ma non perché facciamo gender, ma perché scegliamo migliori, e signore siete le migliori, e quindi questo è quello che siamo noi oggi. Perché abbiamo questo profilo? Perché, se già capite, venendo dall'industria, io prima di fare venture capital ho fatto 15 anni di multinazionali, mi occupavo di ricerca e sviluppo, operation a livello global, a livello EMEA, e poi ho cominciato nel 2008 fare questo mestiere. I miei colleghi tutto sommato hanno, diciamo, seguito processi simili. Chi ha lavorato al CERN e poi si è ritrovato a fare il venture capitalist, chi invece ha cominciato in Stellantis e poi è finito a fare ricerca e poi è ritornato da noi, quindi dinamiche molto diverse. Vi racconto un po', vi ho raccontato questa storia perché capirete bene che questo elemento di dinamica e di diversità è un fil rouge poi su cui insisterò spesso in questa chiacchierata. Allora, la prima considerazione che volevo fare è cominciare un po' a gettare le basi di alcune definizioni comuni, con un elemento che non dobbiamo mai dimenticare, che è vero che stiamo parlando di un progetto, di un ecosistema, io lo chiamo regionale, per quanto stiamo parlando di 2 regioni e di 2 province autonome, ma nella sostanza stiamo parlando di una regione, e lo vedrete dopo anche perché uso questo termine, ma dobbiamo sempre proiettarci su un contesto che è un contesto globale, perché oggi non è pensabile fare delle azioni che non abbiano quella prospettiva. Se non si ha quella prospettiva è molto difficile pensare che, non dico la sopravvivenza, ma certamente la crescita non ci potrà essere data. Paolo Candotti, peraltro, ha fatto un passaggio interessante, diceva: uno strumento come Inest appartiene a quegli strumenti che rendono un territorio attrattivo. Ed è fondamentale avere in mente che il ruolo di Inest è quello di pensare che in grandi imprese, grandi, anche perché no, istituzioni di ricerca decidono di venire qua perché qua trovano terreno fertile per poter crescere. Lo scenario globale, noi abbiamo in mente globalizzazione. Globalizzazione dobbiamo un attimo declinarla, quindi scusate, ho fatto una brevissima revisione della letteratura. Revisione della letteratura perché il termine globalizzazione è stato coniato nel 1983 dal punto di vista appunto accademico, e si parlava di standardizzazione di massa. Quindi noi abbiamo tendenzialmente, ci è rimasto in mente l'idea che globalizzare, l'impresa globalizzata è quella che porta lo stesso prodotto da tutte le parti del mondo. L'altro è quello che ci si accorse pian piano, quindi partendo da questo concetto, che in realtà questo concetto si è eroso molto rapidamente. Primo luogo è che quando si parla di globalizzazione, uno degli aspetti fondamentali delle imprese che si globalizzano è la capacità di cogliere conoscenza da tutto il mondo, e per cogliere la conoscenza da tutto il mondo devono localizzarsi. Quindi vedrete che le imprese multinazionali, le imprese globali, quelle realmente globali, in realtà fanno sempre delle operazioni di incardinare delle unità che un tempo erano periferiche, ma oggi sono parte della rete della ricerca e sviluppo, in prossimità dei centri di conoscenza migliori che trovano in giro per il mondo. L'altro elemento è essere vicini ai mercati di sbocco, perché non è vero che i prodotti sono tutti uguali. Vi faccio un esempio. Se immaginate le catene di fast food, non ne nomino una, ma potete immaginare quella più famosa, e andate in diversi paesi, troverete che al di là di alcuni prodotti che sono gli stessi, ogni paese ha una sua personalizzazione. Questo vale per qualsiasi prodotto, ovviamente molto più sui prodotti tipo consumer, ma in tanti casi questo vale, ci sono delle declinazioni importanti, quantomeno a livello culturale, anche quando parliamo di tecnologie B2B. Quindi la prossimità, non solo rispetto a quelli che si chiamano i knowledge spillover, quindi da dove nasce la conoscenza, ma la prossimità sul mercato è un altro elemento fondamentale. E ultimo, anche qui, ma vuol dire, ce la ripetiamo sempre, che in un contesto globale la capacità di innovare è per le imprese l'elemento distintivo di competitività.
Altra definizione, parliamo di ecosistema. Ecosistema sapete che viene da due parole di origine greca. Sistema è sostanzialmente il concetto di rete. Sistema vuol dire attori con una loro identità che però è una loro autonomia, ma che in qualche modo collaborano per un obiettivo comune. E eco invece è, diciamo, la parola che utilizziamo quando si parla tendenzialmente di casa. Quindi l'ecosistema che cos'è? È la casa, il luogo in cui attori diversi operano per il raggiungimento di uno scopo comune. Io faccio canottaggio, non faccio rugby, ma in questi giorni non si poteva sciratare dopo, diciamo, i risultati della nazionale italiana al 6 Nazioni. Il rugby, immaginate veramente che il tema che dobbiamo affrontare quando parliamo di ecosistemi di innovazione è una molteplicità di attori con una loro indipendenza che però lavorano su un unico obiettivo, che è quello di creare innovazione. Si parla di reti di innovazione. Le reti di innovazione, perdonate, anche qui un altro percorso di letteratura, ma noi in Italia siamo stati in passato, se c'è qualche economista, Beccattini ricorderà, negli anni 70 portavamo l'idea dei distretti industriali in tutto il mondo. I distretti industriali erano stati considerati già negli anni 90 da Porter, quello famoso delle 5 forze, come un paradosso. Cioè, ma com'è possibile che nell'economia globale in realtà conti così tanto il fattore di localizzazione? E il fattore di localizzazione conta tantissimo perché è un elemento sostanziale nello scambio di conoscenza. Anche qui chi si occupa dell'economia della conoscenza sa che tendenzialmente sulla distanza ci si scambia informazione, ma è solo nella prossimità che ci si scambia conoscenza, che è diversa dall'informazione. E quindi c'è questo elemento. L'altro elemento che poi è stato visto rispetto ai distretti industriali è che le imprese che operavano in distretti industriali pian piano invece hanno operato quella decentralizzazione della ricerca e sviluppo e che purtroppo i distretti industriali, e questo è uno studio fatto su quelli italiani, avevano un problema, che erano delle filiere industriali molto localizzate, ma così localizzate che si erano chiuse e sono arrivate a un punto in cui sostanzialmente in pochi casi erano riuscite ad aprirsi ai contesti globali, quindi il know-how era tutto chiuso all'interno di quel sistema, era un grandissimo know-how, ma oggi in un contesto globale la localizzazione del know-how rischia di portare quello che è stato definito come un effetto di lock-in. Esistono altre reti di innovazione, quelle chiamate sistemi nazionali di innovazione, che sostanzialmente sono operazioni, diciamo più di policy making a livello nazionale, che hanno l'obiettivo di fare che cosa? Di rendere un territorio attrattivo per gli investimenti esteri, quindi mettere a fattor comune quelle che sono le risorse di innovazione privata e pubblica per fare in modo che un territorio diventi, una nazione diventi attrattiva. Uno degli ultimi modelli invece è la scala regionale, quelli che sono i sistemi regionali di innovazione. Vi ho fatto vedere questa figura perché, per esempio, la Commissione europea ogni anno pubblica il Regional Innovation Scoreboard, quindi va a valutare regione per regione all'interno dell'Europa quello che è il grado di innovatività all'interno del contesto regionale. E sono degli strumenti interessanti che sono stati formalizzati da un punto di vista concettuale. Il sistema regionale è stato formalizzato da questo accademico gallese, Cook, sostanzialmente dicendo sono delle realtà associative dove il concetto di associativo non è necessariamente formalizzato, di natura privata, e questo è l'elemento importante, quindi non c'è un'azione come nel sistema nazionale del governo che dice io imposto tutta una serie di strumenti per gestire il sistema dell'innovazione ed essere attrattivo. È un po' come se fosse un percorso dal basso verso l'alto, vi farò alcuni esempi, tirato prevalentemente dal settore privato. Questi elementi che peraltro vanno a inglobare i distretti industriali, quindi i distretti industriali sono parte dei sistemi regionali di innovazione, ma in questo tessuto regionale che ha la dimensione giusta perché la conoscenza si scambi, dove un'altra delle caratteristiche dei sistemi regionali è la presenza di multinazionali che decidono di andare all'interno di quel tessuto perché trovano il know-how, e a loro volta quello che è stato notato è che queste strutture dei sistemi regionali, che quindi non sono, ricordate, più il distretto industriale ma qualcosa di allargato, le imprese che lavorano in questi strumenti sono tendenzialmente le imprese che sono più capaci di internazionalizzarsi. E quindi è
uno strumento che da un lato appare chiuso da un punto di vista geografico, ma riesce a essere molto aperto. Vi farò vedere adesso 2 esempi di sistemi regionali. Sistemi regionali direte, beh, se mi fate vedere lo Stato di Israele, che come sapete è chiamata la Startup Nation, ma come dimensione lo Stato di Israele è una regione. In certi casi non è neanche una delle regioni più grandi. Qui ho preso proprio i profili geografici, l'ho dovuto ruotare perché altrimenti mi stava in verticale nord-sud, ma avete un po' la scala delle dimensioni. Ho rappresentato in rosso ovviamente la regione creata dalle 2 regioni, delle 2 province autonome, quindi vedete che come scala geografica stiamo parlando delle stesse dimensioni. Invece la traccia in blu, che qua è quello diverso, ma lì è blu, è invece il Massachusetts. Sono 2 realtà che sono state studiate come sistemi regionali dell'innovazione. Massachusetts, inutile dire, ruota tutto intorno al Boston, Israele sostanzialmente ruota intorno alla zona di Tel Aviv. Quindi questi sono dei sistemi regionali che hanno poi tutta una serie di modus operandi, di reti che funzionano. Lo stesso MIT, se andate a vedere, è una rete di strumenti a supporto della valorizzazione della ricerca, e quando parlo di rete di strumenti è che se avete a che fare con gli strumenti di MIT scoprite che hanno una forte indipendenza l'uno dall'altro, ma incredibilmente poi collaborano, è come se ci fosse una regia che comunque ne tiene le fila. Hanno la caratteristica di avere comunque sempre degli hub, quindi Tel Aviv e Boston, cosa che invece ad esempio nel caso della macro regione che ci siamo appena inventati con INEST non c'è. Però la dimensione geografica e le opportunità possono esserci. Fatta questa premessa ne faccio un'altra, e cioè oggi parliamo di innovazione ai tempi di quello che si chiama il deep tech. Adesso cercherò di declinare anche meglio il deep tech, ma prima vorrei declinare che cosa si intende per innovazione. Innovazione non è avere delle idee, le idee sono pensieri di qualcosa di nuovo. Innovazione non è fare un'invenzione, l'invenzione è la realizzazione tangibile di una nuova idea, che diventa innovazione se e solo se l'invenzione ha un effetto socio-economico. In buona sostanza serve a qualcosa. Non necessariamente su un mercato di natura competitiva, per cui pensiamo all'innovazione in ambito medicale, c'è certamente un mercato medicale, ma l'obiettivo che si ha è anche quello di fare in modo che le persone possano curarsi e vivere meglio. Questo è importante da tenere in mente perché se parliamo di innovazione, il punto di partenza, o meglio, il punto di arrivo, ma in qualche modo anche il punto di partenza è il bisogno che andiamo a soddisfare, perché se non c'è un bisogno da soddisfare, può esserci un bisogno di conoscenza che è sacrosanto, è quello che noi chiamiamo il curiosity driven, che è splendido, perché se non fosse per questo rimarremmo come bruti, ma quando parliamo di innovazione ci spostiamo dall'ambito della ricerca per produrre conoscenza, ma siamo nell'ambito della risoluzione di problemi attraverso attività di ricerca. E poi parliamo tanto di deep tech. Deep tech è una parola che è nata nel 2016, se non ricordo male, la coniò un innovatore indiano. Che cosa vuol dire nella sostanza deep tech? Troverete varie definizioni, ma deep tech in realtà non è soltanto investire nella ricerca, ma non mi è dispiaciuta questa definizione qua di TechWorks, che è l'agenzia del governo britannico che si occupa di tutta l'innovazione deep tech. L'innovazione deep tech è quando il prodotto incontra la ricerca scientifica. Innanzitutto si parla di prodotto. Quindi prodotto che cos'è? Il prodotto è uno strumento, sia che sia tangibile o intangibile, finalizzato alla risoluzione di un problema che in qualche modo utilizza i ritrovati della ricerca scientifica per andare a risolvere quel problema meglio di altre soluzioni oggi disponibili. Quindi quando si parla di deep tech dobbiamo sempre immaginare che stiamo parlando di innovazioni che sono la congiunzione di 3 grandi mondi. Questi mondi sono certamente la ricerca scientifica, per cui tutto parte da tecnologie di punta che nascono nella ricerca scientifica, che incontrano l'ingegneria del prodotto, e lo declinerò meglio, ma è un termine, anche qui, è una brutta traduzione, perché in inglese è engineering, ma quando l'engineering in inglese non è solo gli ingegneri, come può essere il sottoscritto, ma è coloro che lavorano su un'architettura del prodotto. Quindi
pensare al prodotto, e perché il prodotto abbia un impatto dal punto di vista socio-economico deve essere guidato dal percorso, anche qui per usare del buzzword, di design thinking, che, la dico male, ma scusate, i fiorentini vanno sempre un po' a sdrammatizzare, vuol dire mettersi nei panni degli altri e dire: ma io ho cerco di capire il bisogno di chi ha il bisogno, che tipo di bisogno ha, e quindi come poi effettivamente il prodotto o servizio può andare a soddisfare questo bisogno. Solo all'interno dell'intersezione di queste 3 aree abbiamo l'innovazione Deep Tech, che si porta dietro un altro livello di complessità. L'altro livello di complessità è che da un punto di vista dell'ambito scientifico, tecnologico, l'innovazione Deep Tech è sempre la convergenza di aree molto diverse fra di loro. Oggi prendete qualsiasi prodotto, faccio qui anche un esempio di un prodotto medicale, immaginiamo un dispositivo medico, non so, di dialisi. Il dispositivo di dialisi va a lavorare su tutti gli aspetti di automazione, ha un contenuto di elettronica molto spinto, stiamo parlando di fluidodinamica, stiamo ovviamente poi parlando anche di sistemi di controllo, gestione dei dati. Spesso l'innovazione, che può essere magari nell'ambito della dialisi, lavora su una componente del prodotto, ma alla fine, perché quell'innovazione su una componente del prodotto abbia un impatto, io devo ricostruirci un prodotto intorno. E quindi devo immaginare che chiunque in qualche modo voglia portare quella nuova tecnologia ad avere un impatto, non si fermi solo nel dire sì, questa tecnologia funziona, ma funziona poi all'interno del prodotto. E di quale prodotto? E magari stiamo cambiando il tipo di prodotto. C'è quindi un grossissimo lavoro di integrazione di sistema e di competenze che, dovendo intersecarsi l'una con l'altra, spesso rendono l'integrazione ancora più complessa. Facciamo un altro esempio di qualcosa su cui stiamo noi lavorando molto, che è il mondo dello spazio, le tecnologie spaziali, e pensiamo al tema dell'osservazione della Terra. L'osservazione della Terra, immaginate tutti i dati satellitari, tutti gli usi che veniamo fatti, a cominciare dal semplice nostro GPS del telefono, ma non solo. Ecco, immaginate che ognuna di quelle immagini che magari ci permettono di intervenire, prevenire una frana, giusto per dare un esempio, piuttosto che lavorare sulla viabilità e quant'altro, vengono prese da dei satelliti. Quindi innanzitutto bisogna chiedersi, bene, e quindi ho un'infrastruttura che non è solo un'infrastruttura a terra dal punto di vista computazionale, e anche qui, per darvi un'idea, il più grande singolo generatore di dati al mondo oggi si chiama Copernicus, è la costellazione europea di osservazione della Terra, e produce ogni giorno 16 terabyte di dati, che ci butta addosso. Quindi già uno dice: ho bisogno di un'infrastruttura a terra, ho bisogno di un'infrastruttura per trasmettere dati. Non è proprio immediato trasmettere dati da un satellite a terra, avere la banda passante che ci permetta. Ho bisogno di computare a bordo satellite, che è una bestiaccia il satellite, perché raffreddare, siamo nel vuoto, si lavora solo per irraggiamento, e quindi già il cooling di una macchina che nella parte in ombra è a meno 200 gradi, nella parte sole invece è a più 200, capite che è un'altra cosa strana. Tutto questo per dire che cosa? Già semplicemente un mondo che uno dice: vabbè, il mio telefonino mi ha fatto vedere l'immagine di Google Maps col satellite. Ecco, per avere quell'immagine che mi dice anche com'è il traffico, sappiate che dietro c'è tutto questo mondo di tecnologie. Quel servizio che va a risolvere un problema, senza tutta quella infrastruttura e tutte le altre componenti, non sarebbe erogabile. Quando parliamo di Deep Tech dobbiamo metterci nella prospettiva di prodotti molto complessi, dove l'innovazione scientifica poi deve inserirsi all'interno di questa complessità. L'altro elemento del Deep Tech, e scusate, siccome qui non c'è l'orologio, so che non è per scortesia, ma se non vedo l'ora poi... No, visto che siamo stati bravissimi fino adesso, poi proprio continuiamo così. L'altro elemento fondamentale è nelle reti il Deep Tech, l'innovazione Deep Tech nasce in rete, e nasce in rete dove al cuore della rete sono messe le start-up. La cuore della rete che riguarda università, grandi imprese, utilizzatori finali, investitori. Perché le start-up? Perché le start-up sono delle imprese, ed essendo imprese quindi sono orientate al mercato, quindi vanno nella direzione della risoluzione del problema, ma hanno la dinamicità,
spesso anche la conoscenza di nicchia che magari non apparteneva alla grande impresa, che le permettono di essere molto veloci nell'andare a fare lo sviluppo di una tecnologia e portarla sul mercato. Dove poi, se andate a vedere, diciamo, anche i numeri alla mano, il percorso che fanno le start-up su cui investono soggetti come venture capitalist, nell'80-90% dei casi il finale è l'acquisizione da parte di una grande impresa, quindi stiamo creando dei veicoli societari che nella sostanza sono la trasformazione di quella che un tempo era la ricerca e sviluppo interna in un percorso di innovazione che nasce per linee esterne attraverso l'affiancamento, la crescita, l'investimento e l'acquisizione di prodotti portati avanti da start-up. Questo è l'ecosistema Deep Tech. Che cosa vuol dire? Che, se avete capito, questa cosa qua è una torre di Babele. Abbiamo persone che parlano il linguaggio della ricerca in ambiti scientifici molto diversi e che spesso non sono stati abituati a parlarsi l'uno con l'altro. La ricerca difficilmente è una ricerca per sistema, anche se ultimamente si sta cambiando molto, ma è una ricerca per materia, quindi per ambito disciplinare, che però deve parlare la lingua del mercato, che deve confrontarsi con il mondo della finanza, deve confrontarsi con l'industria, con la complessità dei sistemi industriali. Questo è il mondo che oggi anche una realtà come Inest e lo schema di ecosistema che state immaginando con il Lab Village dovrà cominciare a confrontarsi. Con due grandi macro prospettive, cioè un mondo della ricerca che è, viva Dio, curiosity driven, che a un certo punto però deve fare una rotazione a 180 gradi e a un certo punto dire no, da qui in avanti non è più ricerca, è innovazione e quindi divento market driven. C'è un punto molto specifico in cui esiste questa rotazione della prospettiva a 180 gradi che è quello che noi chiamiamo il proof of concept, quindi TRL, quindi in una scala di sviluppo della tecnologia che di solito è intorno dal 3 al 5. È una fase complessa, non tanto dal punto di vista finanziario, il proof of concept non richiede grandi risorse, in media ovviamente, poi ci sono grandissimi proof of concept, ma in media stiamo parlando nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro o di dollari, rispetto ai milioni o i miliardi che sono investiti a monte o a valle, perché grandissimi programmi di ricerca, così come grandissimi investimenti poi per le imprese nella fase in cui scalano. Però è la fase critica, perché è una fase critica prevalentemente a livello culturale. È lì che la Torre di Babele, in qualche modo, ha bisogno di trovare i suoi interpreti. E c'è un altro tema, che è quello di dire, ma in questa dinamica, dove da un lato abbiamo un mercato che tira e con dei suoi bisogni specifici, ma dall'altro esiste una produzione di ritrovati della ricerca scientifica che per sua natura libera e aperta, come lavorano poi gli uffici di trasferimento tecnologico? Come si lavora oggi? Quindi ho provato un po' a immaginarla in una dimensione, una matrice 2x2. Esiste tutto il mondo della ricerca su commessa. Ricerca su commessa che cos'è? Io, impresa, ho un bisogno molto specifico, busso alla porta di chi so avere le competenze per risolvere il mio bisogno e quello è una relazione quasi 1 a 1 fra, spesso accade così, il docente, il gruppo di ricerca e l'impresa. Si conoscono e lavorano in una logica cliente-fornitore. Esiste tutto un altro mondo che è anche questo molto tradizionale per gli uffici di trasferimento tecnologico, cioè qual è? Vado a vedere i ritrovati della produzione scientifica del mio ateneo, del mio ente di ricerca, alcune rientrano nella categoria di quelle che possono essere le invenzioni, faccio tutto il processo di protezione della proprietà intellettuale, piuttosto che mi bussa alla porta qualcuno che dice vorrei fare uno spin-off, ma come dire, l'approccio è aperto. Prendo tutto quello che viene e lo aiuto per andare nella direzione di una valorizzazione, quindi per entrare sul mercato o nella forma del licensing o nella forma dello spin-off. In alcuni casi, ed è la parte in basso a sinistra, alcune università, alcuni enti di ricerca lavorano anche con dei progetti che sono invece challenge driven, e cioè non è un'attività di ricerca su commessa, ma ho
gruppi di imprese che mi bussano alla porta e dicono organizzami un programma per cui si vada a risolvere questo tipo di problema, e lì si presentano varie opportunità di risoluzione piuttosto che vari potenziali brevetti o potenziali spin-off che in qualche modo possono andare a risolvere un determinato problema. La parte più difficile è quella in cui si deve andare a prendere il grosso della produzione scientifica e non aspettarsi che ci sia da parte di nessuno la famosa rotazione 180 gradi che si diceva prima, ma vedere che c'è un ritrovato alla ricerca scientifica e dire ma questo potrebbe servire a Tizio, senza che il Tizio me l'abbia chiesto e senza che chi l'ha prodotto avesse in mente che c'era un bisogno sul mercato. Questo è il grosso del lavoro che deve essere fatto, è quella che io qua ho chiamato come area orfana, quindi andando un po' a vedere diciamo, le 4 aree come sono coperte, ad esempio dagli uffici di trasferimento tecnologico. L'area più presidiata è certamente quella, come dire, bottom up, per cui da tutto l'Ateneo mi arrivano proposte e io le aiuto per essere valorizzate. Ricerca su commessa è tendenzialmente la relazione personale università, o meglio docente, gruppo di ricerca e impresa. Alcuni uffici di trasferimento tecnologico, alcune università o enti di ricerca hanno i loro programmi, come dire, challenge driven, che cercano di far emergere tecnologie, innovazioni, proposte di spin-off legate a dei bisogni. L'altra è un'area che rimane prevalentemente orfana, ma è quella che nella nostra esperienza è, diciamo, il grosso, tutto quello che rimane sotto la linea di galleggiamento dell'iceberg. Nel nostro mestiere è capitato tantissime volte, è un po' il modo con cui lavoriamo quando facciamo lo scouting, è quello di lavorare con l'ufficio di trasferimento tecnologico, presentarci gruppi di ricerca, parlare, farci raccontare cosa fanno, e capite bene perché dobbiamo avere 7 di noi su 10 hanno un dottorato di ricerca, perché dobbiamo parlare quella lingua, per cui abbiamo il chimico computazionale, 2 fisici particellari, io sono ingegnere aerospaziale, nucleari, dobbiamo parlare le diverse lingue, ci facciamo raccontare le cose avendo in mente i bisogni che abbiamo raccolto in separata sede da parte di gruppi industriali, analisi di mercato o quant'altro. Cercare di fare questo meccanismo qua. Ma una volta che anche riusciamo a trovare delle tecnologie che poi possono trasformarsi in prodotto e magari potrebbero trasformarsi in impresa, c'è tutto il tema di farli fare questo percorso. E la creazione di imprese deep tech, di start-up deep tech, ho trovato questa metafora è della EARTO, che è la European Association of Research Technology Organization. E nel 2017 fece un libro bianco per la Commissione europea e disse come si fa in Europa a creare delle spin-off della ricerca deep tech di successo. Ci vogliono almeno 5 dimensioni. Siccome hanno usato la metafora del lancio del razzo, e questa, come dire, a me piacciono aeroplani e razzi, scusate, l'ho presa volentieri in prestito. L'approccio normale è sempre stato quello di dire, prendiamo dei ricercatori, gli mettiamo a disposizione dei capitali e abbiamo fatto bingo, no? A questo punto nascono gli spin-off, è tutto bellissimo. In realtà non è questo, non funziona, ma perché è un mestiere diverso. Creare prodotti e creare impresa non è il mestiere di chi fa ricerca. Poi, l'esperienza ci dice che ci sono dei ricercatori che sono stati degli imprenditori bravissimi, e ne abbiamo, per fortuna. Ma è anche vero che questo è un'eccezione che conferma la regola, ma perché la regola? Perché banalmente, facciamo solo un caso concreto, se sei personale strutturato nell'università, tendenzialmente la tua carriera è di tipo universitario, non è di tipo imprenditoriale, quindi hai anche un percorso di carriera che è diverso dal percorso imprenditoriale. Hai un grandissimo contributo dal punto di vista della proprietà intellettuale, dell'avvio, ma non possiamo aspettarci, non sarebbe legittimo aspettarci che una persona, se ha una carriera di tipo universitario, abbandoni la carriera di tipo universitario per dire no, guarda, adesso tu ti devi dedicare solo all'azienda. E quindi capitali e ricerca e ricercatori non sono da soli sufficienti. La metafora è, alla fine, la tecnologia, la ricerca, la proprietà intellettuale è il razzo. Il razzo ha bisogno di combustibile e questi sono i capitali. Quindi lo dico spesso, anche diciamo, per ricordarlo, dice guarda che noi siamo
JP4, siamo idrogeno, siamo razzina, siamo questa roba qua, non è che facciamo molto di più come venture capitalist. L'altra cosa che ci serve è chi sappia poi guidare queste imprese. Abbiamo bisogno di un equipaggio. L'equipaggio sono persone che conoscono il settore di riferimento e sanno come entrare in quel settore, hanno le relazioni e possono aiutare queste imprese a scalare molto più velocemente. In alcuni casi c'è stata la crescita, diciamo, dei founder della startup che sono stati in grado di arrivare a essere coloro che guidavano l'azienda successivamente, ma questo spesso non avviene, ma perché, ripeto, è una questione di esperienza e di competenza. Però è anche vero che dobbiamo fare in modo che il linguaggio che si parli anche da chi ha un background tecnico all'interno di una startup sia il linguaggio dell'impresa e non più il linguaggio della tecnologia. Qui si parla di prodotti e di mercati. Questo ancora non basta. Perché non basta? Perché fin della fase famosa, quella del proof of concept, quando bisogna ruotare di 180 gradi, che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno prima di tutto di chi potenzialmente sia un cliente, che ci dica, oh guarda, stai facendo la cosa giusta. Il proof of concept, il pilota, deve essere sempre fatto in un ambiente reale e idealmente da un potenziale cliente che ci aiuta non solo a validare il caso d'uso, ma ci aiuta anche a costruire il prodotto. Faccio un esempio di una nostra partecipata, realtà aumentata per ispezione e manutenzione collaborativa a distanza. Bisogno veniva dall'industria dell'oil and gas. Stiamo parlando di General Electric, Oil and Gas a Firenze, oggi Baker Hughes. Questo è uno spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, gruppo di robotica percettiva. Hanno costruito un prodotto che diceva, bene, ma cosa succede quando ho un fermo macchina, magari mi si rompe, non so, una turbina di espansione in quando ho un rigassificatore, quindi sapete ci sono delle turbine di espansione. Beh, quando si rompe e si ferma è un grosso problema, perché ogni minuto di una macchina di quel tipo è un minuto prezioso. Oggi cosa succedeva? Che si rompeva la macchina, gli ingegneri sul posto cercavano di capire come andava, chiamavano Baker Hughes contattava un tecnico, il tecnico saliva su un volo privato perché poi tendenzialmente doveva finire chissà dove, arrivava chissà dove, lì guardava un attimo la macchina e diceva oh mi serve il pezzo di ricambio, richiamava e da Firenze ripartiva la parte di ricambio. Se andava bene, in funzione di dove ti trovavi, 24-48 ore, che sono tanto per, ad esempio, una turbina a gas. L'idea è stata, datemi un sistema che mi permetta di trasferire quella esperienza che alla fine magari veniva il tecnico, guardava le cose e diceva ma non hai visto che c'è questo? Perché il tecnico sul campo non aveva la competenza. E come si fa? Bisogna trasmettere dati in video, streaming, dare al tecnico remoto la stessa visione che al tecnico sul campo, fare in modo che il tecnico remoto parli col tecnico sul campo, utilizzando immagini termoscopiche e quant'altro, ma se il troubleshooting viene fatto real time dal tecnico remoto e tecnico sul campo, a quel punto si tratta di dire vengo giù col pezzo di ricambio e abbiamo quantomeno dimezzato il fermo macchina. La cosa reale, e qui si entra nello specifico quando dico bisogna usare design thinking, cioè mettersi nelle scarpe di chi ha bisogno di una soluzione. Il tecnico sul campo magari era una persona in Nigeria che parlicchia inglese. I fiorentini non sono neanche loro grandi parlatori di inglese. Immaginate una conversazione. Normalmente, se vi è mai capitato, ci si ragiona a gesti, no? Per cui arriva giù il tecnico, parla a gesti con quell'altro, più o meno si capiscono. Quindi immaginate uno strumento che doveva fare realtà mista, realtà aumentata, dove però le persone in qualche modo potevano anche parlarsi a gesti, ovviamente attraverso gli schermi, ma doveva esserci una gestualità dello schermo. Tutto questo in una linea sicura, perché non è bello lanciare segnali, schemi di macchina e farli conoscere a tutti, in zone dove non prende neanche il 2G, prende solo la linea satellitare. Quindi questo racconto è per dire la complessità a volte, un prodotto, uno nel laboratorio dice vabbè ho fatto questo nuovo strumento in realtà aumentata, sì ma mi devi funzionare lì c'è la polvere, lì c'è il tecnico che non parla inglese, lì c'è solo la linea satellitare, lì devi darmi una chiave di criptatura simmetrica perché non voglio
che qualcun altro. E questo è il prodotto che va sul mercato. Se non lo fai così, non vai sul mercato. Quindi il cliente nella fase iniziale è fondamentale per questo tipo di operazioni. E per fare tutto questo abbiamo bisogno poi di infrastrutture, di test bed reali per uscire dal laboratorio e per provare un prodotto nell'ambiente di uso reale. Paolo Condotti citava prima il caso di LEF. LEF è di fatto una fabbrica vera dove uno può andare a testare l'impatto della tecnologia in una fabbrica vera. E questo vale in qualsiasi altra situazione. Uno prova un sistema machine vision in laboratorio, bello, la luce precisa, tutto bianco, ti vado a mettere in mezzo alla polvere e il sistema non funziona più. Noi dobbiamo farlo funzionare in ambienti polverosi, in ambienti reali. Vi porto alcuni benchmark. Quindi abbiamo parlato di sistemi regionali di innovazione, come si gestisce questa complessità, come l'hanno affrontato. Allora, Israele, ovviamente nel caso di Israele il tema sistema regionale e sistema nazionale si sovrappongono per ovvi motivi. In Israele oggi esiste la Israel Innovation Authority che ha ripreso quello che un tempo era il programma dell'Office of Chief Scientist all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, ed è interessante perché uno pensa sempre Startup Nation uguale Venture Capital. Certamente Israele è avantissimo sul Venture Capital, ma la cosa su cui è molto più avanti è sulla capacità di attrarre i centri di ricerca di grande industria. Israele ha dei programmi che nascono apposta per attrarre grandi industrie perché vengano a fare centri di ricerca congiunti, laboratori congiunti nel proprio territorio. Quindi tutta la parte di R&D, quella ricerca e sviluppo collaborativa, è uno dei punti su cui, anche a livello ovviamente di strumenti di finanziamento, perché poi questi sono prevalentemente tutti strumenti di finanziamento, la Israel Innovation Authority lavora. Poi c'è tutta la parte a cavallo fra, diciamo, la ricerca e la startup vera e propria. E qui è interessante perché il modello, che è il modello degli incubatori, ogni 5 anni vengono rilasciate le licenze per degli incubatori in ambiti tecnologici verticali. I gestori di questi incubatori devono avere grandi industrie, fondi propri di venture capital e tutte le attività per gestire le start-up, sono selezionati dal governo ogni 5 anni. E qui capite che è interessante, non stiamo parlando di incubatori nel senso del uno spazio dove in qualche modo poi devo attrarre, posso dare dei servizi, ma stiamo parlando di gruppi industriali multinazionali che aiutano il venture capitalist a fare lo scouting, su cui poi il governo contribuisce con degli investimenti, quindi non solo con l'avviamento di questi incubatori, ma copre nelle fasi iniziali fino all'80% dell'investimento. Quindi c'è sempre l'investimento privato, perché se non c'è il rischio privato non c'è l'attenzione di mercato, ma c'è una forte riduzione del rischio da parte del governo, con una percentuale che diminuisce man mano che si va avanti e che è stato fatto il de-risking. Con ovviamente anche una serie di clausole per cui se la cedi fuori, se la startup viene ceduta a un soggetto poi non nazionale, ci sono, come dire, delle ritorni attesi dallo Stato di Israele diversi rispetto al fatto che l'acquisizione venga fatta da un soggetto nazionale. Il modello francese è un modello diverso. La Francia ha accentrato gli uffici di trasferimento tecnologico creando delle società a livello regionale. Società a livello regionale che hanno prevalentemente il compito di lavorare sul proof of concept e lo scale up, quindi loro lavorano da lì in avanti, erogano tutti quei servizi e tutte le attività di finanziamento e investimento anche in equity delle start-up sulla fase, diciamo, successiva alla ricerca di base, quindi solo dal proof of concept in avanti. Sono state oggetto di finanziamento decennale molto importante, perché, giusto per darvi un'idea, siamo intorno agli 800 milioni che complessivamente in 10 anni sono stati erogati dal governo per la creazione, per l'avviamento di queste società, che sono società consortili che devono poi stare sul mercato con un loro proprio modello di business e hanno l'obbligo di reinvestire in attività di ricerca tutti i proventi che poi non reinvestono per la loro crescita. Quindi di fatto è un ecosistema che nella concezione del governo francese doveva servire poi per autoalimentarsi.
Esistono delle forme di tentativi di aggregazione in Italia, e qui sempre per tornare all'obiettivo di oggi, che è dire come facciamo un po' a federare i nostri lab village e pensare a dare una governance. Preso, diciamo, Toscana, Lombardia e in realtà anche Emilia Romagna. Allora, in Toscana, ad esempio, c'è il Joint Technology Transfer Office, che è stato creato, in questo caso è molto, molto leggera come struttura, è creata dalla Scuola Superiore Sant'Anna, IMT di Lucca, la Scuola Normale, Ius Pavia, quindi di fatto nasce in Toscana e poi si è esteso peraltro anche alla Sissa, quindi alle scuole, tutte le scuole superiori nazionali. Che cosa vengono fatte? Vengono gestite le attività di technology transfer, soprattutto gli approcci e metodi in maniera congiunta. Poi fanno molte attività tipo di recruiting, fanno un'unica giornata di recruiting congiunta. È un po' un modo con cui le scuole superiori hanno unito le forze per dire: noi abbiamo i nostri uffici di trasferimento tecnologico, come facciamo a fare massa critica e a dotarci di metodologie comuni? Questo è un aspetto fondamentale, perché nel momento in cui l'obiettivo è servire l'impresa, l'impresa per sua natura rifugge la complessità. Se io per dialogare con un pezzo con la scuola normale, un pezzo con la scuola Sant'Anna, mi trovo per la stessa attività una carta fatta in un modo da una parte e una carta fatta in un modo dall'altra, dico: sapete cosa c'è ragazzi? Vado in Francia e faccio prima. Quindi è fondamentale riuscire ad avere degli approcci che siano standardizzati e, come dire, adeguati a un soggetto privato. La Toscana poi come regione ha creato un ufficio regionale di trasferimento tecnologico, è molto recente, ha pochi anni come creazione, ma sostanzialmente un compito che è quello di uniformare gli approcci degli uffici di trasferimento tecnologico e non solo gli uffici di trasferimento tecnologico, ma di tutte quelle che sono le relazioni università-impresa. Quindi, quali sono le procedure per fare un dottorato industriale? Devono essere standard all'interno dei 3 principali atenei della Toscana. Come si fa un licensing? Questo è lo standard per fare il licensing. Quindi la Regione ha detto: è importante che quantomeno noi come Regione diamo delle direttive e mettiamo a fattor comune le attività dei nostri atenei in modo tale che le imprese che vengono da noi hanno un approccio solo. L'altra cosa interessante è che sempre nel caso della Regione Toscana ultimamente sono stati creati molti master finalizzati soprattutto a creare figure nell'ambito dell'industria 4.0, dottorati di ricerca congiunti, quindi tutto quello che è industriali congiunti, tutto quello che riguarda un po' anche percorsi di alta formazione finalizzati all'industria, sono finanziati dalla Regione se e solo se ovviamente sono a fattor comune fra gli atenei della Regione. Quindi si cerca anche qui di mettere il meglio delle competenze di ciascun ateneo e la Regione in qualche modo usa l'elemento del finanziario come stimolo al fare massa critica all'interno degli atenei. In Lombardia è University for Innovation, invece è una fondazione. La fondazione nasce dall'Università di Bergamo, l'Università di Pavia e l'Università di Milano Bicocca. Che cosa fa? È una fondazione che è nata con l'obiettivo di fare investimenti in fase proof of concept, quindi gestiscono il bando proof of concept di queste 3 università e sono il broker della proprietà intellettuale delle 3 università. Si sono dati una regola: il direttore di questa fondazione è sempre solo soltanto una persona dell'industria. Quindi il team è fatto da persone dell'industria, che poi si appoggiano ovviamente agli uffici di trasferimento tecnologico, ma siccome i 3 atenei sono soci della fondazione, che ha a sua volta già degli accordi formalizzati sul licensing, sull'IP e anche quella generata dall'attività di proof of concept, diventa sostanzialmente il one-stop shop per questi 3 atenei per quello che riguarda licensing e proof of concept. La Regione Emilia-Romagna, sapete, invece ha un consorzio, si chiama Arter, di lunga data. Arter nasce come consorzio della Regione con le università della Regione, incluse quelle che hanno sede nella Regione ma non sono della Regione, tipo l'Università Cattolica, il Politecnico di Milano, più CNR, Enea, INFN e altri soggetti camerali piuttosto che Confindustria. Qual è l'obiettivo di questo consorzio? È quello di andare da un lato
è il consorzio che gestisce l'erogazione di tutti i bandi di ricerca collaborativa, di trasferimento tecnologico, bandi delle start-up, e dall'altro cerca di gestire le infrastrutture di ricerca e i laboratori congiunti università-impresa. Quindi è un modello che, da un certo punto di vista, è molto simile a quello che Ines potrebbe fare con il Lab Village, quindi creare una struttura che faccia direttamente riferimento ai soggetti, ai governi regionali, perché poi sono quelli che alimentano anche con gli strumenti finanziari la possibilità poi di regolare gli strumenti di ricerca collaborativa e quant'altro. Rimane un soggetto di natura pubblica, con i limiti di allineamento di interessi dei soggetti di natura pubblica. Quindi le sfide che vedo per Lab Village. Allora, c'è un tema che è quello della dispersione geografica, perché è molto bello, cioè abbiamo fatto l'esempio del Massachusetts, di Israele, però sappiamo che in realtà stiamo parlando di Boston, stiamo parlando di Tel Aviv, qua stiamo parlando di 2 regioni, 2 province autonome, peraltro in mezzo l'orografia non è che proprio aiuta, cioè, a me è piaciuto tantissimo andare da Vicenza a Rovereto qualche tempo fa, ho fatto un passo che non avevo mai fatto prima, però mi è andata via un paio d'ore e mezza di macchina, e questo lo dico come battuta, ma lo dico anche per dire, se pensiamo negli Stati Uniti esiste questa regola, che qui è un po' grezza, del 1 hour drive, cioè io non investo se l'oggetto del mio investimento è più lontano di un'ora di strada dall'ufficio. Da qui si capisce il tema Boston, il tema dei grandi ambiti urbani. Però è certamente una sfida logistica, ma è anche un'opportunità per via della diversificazione. Perché è un'opportunità? Perché se ritorniamo a quello che dicevo sul tema deep tech, cioè della complessità che il deep tech per natura ha, sul fatto che tutti i nostri atenei, i nostri centri di ricerca hanno delle competenze verticali, l'integrazione del sistema può essere fatta all'interno delle diverse competenze che esistono all'interno di questa rete. Quindi riuscire ad orchestrare le diverse competenze, le diverse infrastrutture può essere un valore aggiunto in una dimensione dove oggi appunto l'innovazione non è più un'innovazione molto focalizzata su un ambito, ma per sua natura è un'innovazione sì tecnologica ma di sistema. E quindi immaginare che quel famoso centro geografico in realtà sia un centro virtuale. Il professor De Toni oggi parlava degli ecosistemi intangibili, no? Nel caso di Illy. La sfida secondo me dei Lab Village è proprio riuscire a creare qual è il nostro centro, la nostra Boston virtuale. La nostra Boston virtuale sarà quel gruppo di persone, quel super Lab Village che probabilmente avrà che cosa in gestione? I capitali, gli strumenti di management, per me significa anche tutti gli strumenti di alta formazione per le start-up, per i ricercatori, per le imprese, coordinarli, mettendo a fattor comune tutte le competenze che vengono da diversi Lab Village, da diversi atenei, e diventa il one-stop shop per i partner industriali. È verissimo ed è fondamentale che il lavoro principale fatto dal Lab Village è sulle aziende del territorio, ma l'obiettivo, se ritorniamo all'inizio, deve essere quello di attrarre grandi aziende. Le grandi aziende hanno la massa critica, hanno la capacità di portare know-how che è poi fondamentale per le piccole aziende, anche per le piccole aziende in un territorio. Quindi avere un one-stop shop a cui una qualsiasi azienda possa bussare e dire benissimo, noi stiamo interessati in un certo settore, e il Lab Village centrale dice ok, perfetto, allora noi possiamo darvi 3 borse di dottorato, una a Bolzano, una a Trieste, una a Padova, perché ci sono i 3 ambiti che possono interessare per realizzare il vostro sistema prodotto, più potremo utilizzare le infrastrutture che sono sparse da qui a lì, con un unico contratto. Voi parlate con noi, ci pensiamo noi poi a interfacciarci con tutti gli altri strumenti del territorio. Quindi è complessa la gestione di una rete sparsa geograficamente, ma in realtà è una ricchezza se riusciamo poi a mettere a fattor comune le risorse. Parlavo del one-stop shop. Questo è fondamentale nella relazione con un'impresa. L'impresa deve dire io so che parlo con un soggetto e questo soggetto mi semplifica la vita, mi gestisce la complessità. Arriva anche a farmi da project management. Se dovessi fare un contratto di ricerca su commessa che coinvolge
2 gruppi di ricerca in 2 atenei diversi, sapendo che comunque esiste l'autonomia degli atenei, ogni ateneo avrà i suoi overhead diversi, contratti con forme diverse, questo non possiamo non pensare che non esista. Questa complessità deve essere gestita centralmente dal, la testa del Lab Village, che in qualche modo si interfaccia ed è l'unico interfaccia verso l'azienda. Ma a quel punto ha la possibilità di essere proattivo e dire tu stai facendo ricerca su commessa, ma ti servono dei tesisti, ti posso dare degli internship, vorresti avere una borsa di studio di dottorato? Passa tutto da lì. È lo strumento con cui chiunque voglia in qualche modo avere un'azione efficace di interfaccia con gli enti di ricerca del territorio sa che può rivolgersi e avere un servizio completo per tutte quelle che sono le necessità di un'azienda, che spesso sono molto diversificate. Dall'altro, operando come integratore di sistema, avere anche un ruolo proattivo, ad esempio, sull'integrazione di sistema. Spesso capita che noi vediamo proprietà intellettuale in atenei diversi che, se messe insieme su uno specifico prodotto, darebbe un grande valore aggiunto. Finché rimane all'interno del portafoglio dei singoli atenei non viene in mente di andare a centralizzare. Sapete che Netvar adesso ha lanciato Knowledge Share, quindi il database centrale. Noi come investitori lo usiamo tantissimo. E questo per noi è uno strumento che ci permette di dire bene, sto guardando quella nuova tecnologia ottica, ma comodo, io ho anche il sistema di raffreddamento che mi ha fatto quell'altro ateneo. E quindi sapere che possiamo mettere insieme 2 gruppi di ricerca, 2 IP diverse, è molto utile. Questo può essere un altro degli elementi, diciamo dei servizi che il Lab Village centrale potrebbe fare. Parlavo di capitali, l'allineamento di interessi è brutto a dirsi, però segue i capitali, segue dove vanno i soldi e chi eroga i soldi. Questo è stato, per esempio, alla base delle ricerche di Chesbrough sulla Open Innovation. Chesbrough, quando notò che nei grandi gruppi industriali, in certi casi quasi il 90% della proprietà intellettuale non arrivava sul mercato, anche nei gruppi industriali, e quindi non era, come dire, un problema solo della ricerca, disse: perché succede questo? Perché il budget della ricerca centrale ai gruppi industriali spesso è legato a grant pubblici o a budget corporate, che ha come obiettivo quello di produrre brevetti. Quindi che cosa fanno per pagarsi gli stipendi? Producono brevetti. Ma sono brevetti che servono al business, che invece domani mattina mi deve chiudere il mese e fare il fatturato? No. Quindi cosa succedeva? Succedeva che 90%, 80% di quei brevetti rimanevano negli scaffali, da cui è partito tutto quello che è il mondo dell'open innovation. Quindi chi mette a disposizione i soldi e come li mette a disposizione è fondamentale. Qui rientra l'elemento distintivo: deve essere un soggetto in qualche modo di natura privata e deve in qualche modo riuscire ad autoalimentarsi sulla base dei risultati economici e finanziari che è in grado di portare. Ovviamente dopo una fase di avviamento che deve essere supportata e può essere anche nel lungo periodo, parlate di 10 anni. 10 anni, per darvi un'idea, mi diceva Tim Cook, non quello di Apple, ma quello di Oxford, che è stato il tempo in cui Oxford Innovation ha impiegato per arrivare a break-even, investendo 1 milione di sterline ogni anno. Quindi, questo per dare un'idea. Quindi 10 anni ci stanno, un periodo lungo, ma da quel momento in avanti la macchina deve andare a break-even da sola. Facendo cosa? Erogando proof of concept, agevolazione alla ricerca congiunta, e via dicendo. Ultimo, avere una squadra di multispecialisti. Questo è un tema rilevante. Se io guardo un attimo gli uffici di trasferimento tecnologico di tutte le università italiane, che comunque hanno dei limiti di staff, e nello stesso tempo devono confrontarsi con realtà che sono, nella grande maggioranza dei casi, delle università generaliste. Allora, avere 3, 4, 5 persone in università che copre da ingegneria, elettronica, agraria, medicina, queste persone non possono, per loro natura, avere conoscenza di tutti questi settori, e in più devono comunque sobbarcarsi il carico amministrativo tipico di chi si occupa di trasferimento tecnologico. Quindi riuscire ad avere una struttura che invece è fatta di multispecialisti verticali che supportano gli uffici di trasferimento tecnologico, ciascuno con la loro esperienza, e sono messi a fattor comune. Quindi il super esperto di biotech, che a questo punto è condiviso con tutti gli uffici di trasferimento tecnologico. E qual è il valore aggiunto ad avere il super esperto di biotech?
perché lui parla con Novartis, con Roche, con Abbott, sa parlare la loro lingua e a quel punto con la loro lingua poi si rivolge e supporta e viene supportato dagli uffici di trasferimento tecnologico per far emergere i ritrovati della ricerca di questi atenei e portarli sul tavolo di queste grandi industrie. E 11:56 direi. Farei un grande applauso. Procediamo, lasciamo spazio a qualche domanda. No, puoi anche sederti. No? Ma io direi, se vogliamo mantenere il tempo, io andrei avanti con la tavola rotonda, poi magari alla fine, cercando di farla un po' velocemente, e alla fine, anche perché sono sicuro che alcuni dei temi li riprendiamo. Io peraltro mi sposterei anche lì, perché ho visto che ci sono 5 sedie, e quindi siccome abbiamo 5 persone, e io vado in piedi, che mi fa bene dopo tutto questo tempo seduto, inviterei le persone che devono fare il panel, quindi Fabiano Benedetti, Giuseppe Cristiani, Massimiliano Renzi, Marco Sortino e Daniele Basso, ad accomodarsi nelle 5 sedie che ci sono. E intanto che loro si accomodano, io dico a Nicole che è stata ricchissima di stimoli la tua presentazione, e una densità di cose su cui riflettere veramente elevata. E vi dico come vedo io questo momento che andiamo fra poco a realizzare. Allora, questa è un po' la vista dei Lab Village dal campo, per come la vedo io. Cioè, nel senso, coloro che ci hanno già sbattuto la testa contro i Lab Village, ma in senso positivo, e quindi ci possono trasmettere qualche messaggio che arriva dalla loro esperienza. Secondo me questo è sempre importante. E il mix deve essere quello di riflessione sui temi alti, e direi che fino a questo punto ne abbiamo avuti di stimoli in abbondanza, e anche un po' di casi di studio. Io pensavo di strutturarla così, 2 rapidi giri di tavolo. Il primo lo dedicherei un po' di più a una rapida presentazione di ciascuno degli attori che abbiamo al tavolo, e con la possibilità anche di citare qualche esperienza significativa, ovviamente nel contesto dei Lab Village, ma intesi nel loro significato più ampio possibile. Quindi, la seconda invece, il secondo giro lo farei un po' più sulle, diciamo così, criticità magari, quindi, ma anche, citavo prima, lo dico perché a me piace l'informalità da un certo punto di vista, forse anche troppo. E io in una delle tante vite precedenti lavoravo in un'azienda nella quale, quando si facevano eventi come questo, ciascuno dei convenuti raccontava, anziché il miglior progetto dell'anno, il peggior progetto dell'anno. Ed era molto istruttivo e utile, perché spesso sono proprio le criticità o gli errori, le cose andate male, che ci insegnano dove possiamo migliorare. Fatemi anche dire una cosa a proposito di quello che ha detto Nicola sulle start-up, poi non rubo tempo alla tavola rotonda, che uno dei temi che secondo me noi dobbiamo superare, che diciamo così è dentro la cultura profonda del nostro paese, quindi anche della regione, della macro regione cui apparteniamo noi tutti, è quello della capacità di imparare dal fallimento e di accettare il fallimento. Fallimento non inteso in questo caso in termini strettamente giuridici. Cioè, credo che noi abbiamo un problema ancora culturale e non riusciamo, come dire, a dire che una cosa non ha funzionato e a cercare di capire perché non ha funzionato. Quindi tendiamo ad essere un po' troppo autocelebrativi. Quindi tutte le cose, magicamente, continuiamo a dire che sono un grande successo. Forse se iniziamo a riflettere su quelli che sono i nostri errori, vabbè, non rubo più tempo. Allora, io userò l'ordine che è un ordine totalmente casuale, che è l'ordine con cui ho scritto i partecipanti, e quindi inizio da Fabiano Benedetti, che è il CEO di Bintech, e lascio lui presentarsi, e appunto direi di stare sui 5 minuti, perché così possiamo fare i 2 giri agevolmente. Allora, grazie dell'invito. Io sono Fabiano Benedetti, sono il CEO di Beantech. Beantech è un'azienda che si occupa di IT, siamo un system integrator e sviluppa anche prodotti propri.
Siamo nati nel 2001, tra l'altro noi siamo proprio un prodotto dell'Università di Udine, perché io e me socio siamo, tra l'altro vuol dire Benedetti e Anziotti, giusto perché interpretare la parola Beantech, 25021, 25022 di matricola, informatica, Udine, scienze dell'informazione all'epoca, e poi dopo un po' di esperienze, ognuno per conto suo, nel 2001 abbiamo deciso di fondare questa azienda e oggi siamo circa 240 persone, e giusto perché per rilevare l'importanza che per noi ha l'Università di Udine e le altre università del territorio, su 240 più di 80 sono laureate a Udine, giusto per, e altre 70 tra Trieste, Padova e qualche altra università, quindi per noi Inest e il consorzio di cui stiamo parlando adesso è una risorsa fondamentale, altrimenti noi non esisteremo neanche, quindi giusto per... C'ho un bel po' di pressione su questa cosa perché per noi è importantissima. Quindi per noi è importante quello che stiamo facendo adesso. Noi abbiamo iniziato l'esperienza del laboratorio a settembre 2021, siamo entrati nel Lab Village di Udine. Devo dire che è stata un'esperienza che abbiamo preso con grande entusiasmo, poi abbiamo cercato di interpretarla nel migliore dei modi. Secondo me non ci siamo riusciti bene, molta responsabilità è nostra, magari dopo nella parte critica, forse così non spoilerò tutto il primo giro. Esatto. Ecco, nella parte critica magari alcune cose ho preso appunti tutta la riunione oggi, perché secondo me dopo oggi magari qualcosa di più interessante riusciremo a fare anche noi. E poi qualche suggerimento magari mi permetto di dare sia a me stesso che magari a chi ha organizzato la Village con molto piacere. Grazie comunque per l'invito e complimenti per l'iniziativa molto interessante. Grazie Fabiano per la velocità, soprattutto una sintesi estrema e molto chiara. Allora, Giuseppe Cristiani, che è Project Manager di DataNext, che fa parte del gruppo Data Group, scusatemi il bisticcio di parole, che è uno dei principali, direi, System Integrator a livello nazionale ormai, ha la sua sede in Trentino, e chiedo a Giuseppe di fare la stessa cosa che ha fatto Fabiano prima. Sì, allora, grazie, buongiorno e grazie veramente. Sono veramente felice di condividere la nostra esperienza sui temi di cui abbiamo discusso fino adesso. Allora, io da 25 anni mi occupo di direzione di progetti IT, con un'attenzione particolare al mondo dell'innovazione. Peraltro anch'io provengo dal mondo della ricerca, per cui ho sempre avuto come ben presente l'importanza e la fondamentalità del connubio tra ricerca e impresa. Sì, Data Group è una galassia, la mia azienda è DataNext, che si occupa nel mondo Data Group di information technology per le pubbliche amministrazioni e la sanità. Quindi sviluppiamo software e tecnologie software per la sanità fondamentalmente. L'esperienza specifica che vi racconto è appunto quella della collaborazione con FBK, che va avanti da 4 anni, un'esperienza veramente significativa, e ha fatto nascere quello che è il sistema 3C per il Trentino, cioè il portale e l'app utilizzati dai 450.000 residenti in Trentino per l'accesso ai servizi sanitari. Più in particolare però il Co-Innovation Lab, fondato nel 2016 con FBK, dal 2021 ha iniziato a mettere maggiormente l'attenzione su la telemedicina, cioè su tutti quei servizi e quelle soluzioni tecniche che potessero mettere in contatto diretto il medico con il paziente, e quindi rivolgersi più che diciamo in un ambito generalista come quello del portale iniziale, che pure comunque ha avuto un successo importante a livello di statistiche, è utilizzatissimo. Nel settore, diciamo, della telemedicina ci siamo insieme a FBK dedicati a alcune categorie un po' più delicate di pazienti, e
pazienti che diciamo, fossero coinvolti in percorsi di cura più particolari, anche diciamo, sulla base del piano nazionale delle cronicità che risale al 2016 e che quindi raccomanda alle regioni un'attenzione specifica su questi temi. Allora, il flash che voglio dare sono esperienza di successo che nasce da un gruppo distribuito geograficamente. Io molti dei miei collaboratori non li ho conosciuti se non dopo mesi di frequenti riunioni online. Sembra quasi un po' così simpatico perché tu in televisione immagini che quella persona sia di un certo tipo, poi quando la conosci dopo un anno ti accorgi che è alta 2 metri e pesa 1 quintale, quindi insomma, devi resettare un attimo E questo vale anche nella collaborazione con FBK, perché alla fine anche con loro il Co-Innovation Lab è uno spazio virtuale, come si diceva prima, e gli incontri sono veramente rari, però da questi incontri è nata un'esperienza di successo. L'elemento principale di successo io lo vedo nella diffusione del software, nel senso che a Trento è stato sperimentato, il processo è sempre il solito, la ricerca sperimenta e poi l'industria prende in carico l'oggetto sperimentato e lo trasforma in un prodotto, come si è detto ampiamente prima. E questo progetto però ha fatto nascere un cluster di progetti, perché utilizzando convenzione Consip e strumenti contrattuali che come dire, sono sicuramente disponibili, altre pubbliche amministrazioni in Italia, parlo di Torino, di Ragusa, di Roma, quindi un po' sparse su tutto il territorio, e altre sperimentazioni sono in corso in Emilia-Romagna, in Veneto, in Friuli e in Lombardia, hanno preso a riuso il prodotto di Trento, a loro volta portandolo ad una fase evolutiva addirittura superiore, successiva a quella iniziale. Quindi la diffusione in questo senso è importante, cioè oggi i cardiochirurghi di Ragusa possono entrare in teleconsulto con i cardiochirurghi, con i loro colleghi omologhi di Trento e confrontarsi sull'utilizzo comune di una piattaforma, su come hanno interpretato i parametri vitali e come interagiscono con gli alert critici dei pazienti affetti da scompenso cardiaco, piuttosto che su come interpretare i percorsi diagnostico-terapeutici che sono in sperimentazione nelle due realtà. Questo mi sembra comunque un risultato fondamentale e molto importante. Quindi la rete di utilizzatori che è nata Grazie. Grazie Giuseppe. E per chi non lo sapesse, siccome tu hai usato l'acronimo TREC come se fosse universalmente conosciuto, che 3C o TREC sta per Cartella Clinica del Cittadino, ed è praticamente uno strumento che sembra una cosa incredibile, ma è quello che permette a 2 medici che stanno in 2 strutture sanitarie diverse di vedere cosa ha fatto il paziente in queste 2 strutture sanitarie diverse. Voi direte, ma esiste ovunque? No, in Italia tipicamente non esiste perché ogni struttura sanitaria è andata avanti negli anni formando una cartella clinica che appartiene alla singola struttura sanitaria e quindi sa benissimo cosa succede a un paziente all'interno della struttura, ma questo paziente quando va in un'altra è un signore sconosciuto e quindi deve ricorrere ai cartacei e quant'altro. Lo dicevo solo, ma torneremo su questo. Massimiliano Renzi, professore di sistemi energetici a Unibolzano, uguale come sopra. Buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia per questo invito. Insomma, sono contento di essere finalmente qui al kick-off di questi Lab Village. Ecco, io come introdotto mi occupo principalmente di macchine a fluido e di sistemi energetici e sono il referente per l'Università di Bolzano di questa iniziativa dei Lab Village. Probabilmente il Noitech Park è l'esempio che si avvicina già di più ai Lab Village, sicuramente ci sono ancora delle criticità che discuteremo più avanti e cose da implementare, però diciamo ci sta dando già delle grandissime soddisfazioni. È una sorta di spazio condiviso in cui si trovano insieme non solo i laboratori dell'università,
ma anche moltissime start-up innovative, molti dipartimenti di ricerca e sviluppo, di industrie, di high-tech, e abbiamo anche identificato dei topic di interesse particolare, come ad esempio il topic dell'energia, il topic dell'automazione, il digital, abbiamo anche il topic del food. Probabilmente, come è anche emerso dagli interventi che sono stati fatti fino ad ora, il fatto di mettere insieme queste realtà in un luogo fisico non è condizione né necessaria né sufficiente per sviluppare la Village. Si parlerà probabilmente anche di la Village di tipo virtuale, ma sicuramente aiuta. E infatti, diciamo, la nostra esperienza è un po' questo che ci ha raccontato. Ecco, Noi Tech Park anche fornisce moltissimo supporto, devo dire, sia a noi come ricercatori, ma anche e soprattutto alle start-up tramite dei servizi che vanno dall'incubazione, ricerca dei fondi, ma anche di contatto, e questo è assolutamente molto importante tra chi cerca di sviluppare un'idea o un'innovazione e chi può invece supportare dal punto di vista scientifico. E devo dire che appunto questa iniziativa dei Lab Village secondo me è fondamentale, perché ci permette di allargare questo orizzonte che magari a Bolzano è ancora relativamente limitato al territorio locale, a tutto il nord-est. Abbiamo detto che è fondamentale allargare un pochino gli orizzonti geografici, ma ovviamente insieme agli orizzonti geografici si aprono anche gli orizzonti di tipo di competenze, di opportunità, e quindi è molto importante. Noi come Università di Bolzano vorremmo cercare di sviluppare l'idea della Village, nello specifico con una demo in un laboratorio che abbiamo scelto in maniera particolare perché è un laboratorio che tratta degli argomenti di ricerca che sono un po' trasversale a tutti gli SPOC del progetto INEST, quindi coinvolge per esempio la meccanica agraria e tra l'altro appunto abbiamo detto che ci sono già dei contatti tra Bolzano e Udine che hanno un po' facilitato l'avvio di questa formazione della rete, proprio nello specifico sulla meccanizzazione agraria. Ci sono anche dei colleghi qua che saluto. Abbiamo però anche all'interno dello stesso laboratorio robotica, automazione, guida autonoma, tutti gli aspetti legati alle bioenergie e all'economia circolare, soprattutto focalizzata sulle energie, ma anche energia applicata all'interno degli ambiti industriali, quindi come ottimizzare a livello energetico un processo industriale, fluidi industriali e così via. Quindi abbiamo scelto questo laboratorio proprio perché era trasversale agli argomenti di INEST e ci permetteva anche in maniera molto semplice di implementare tutta una serie di soluzioni che ci mettono in rete o ci potranno mettere in rete con gli altri partner del progetto, quindi le altre università, gli altri centri di ricerca, ma ovviamente molto importante anche con le aziende che vorranno usufruire di questi servizi. Magari poi ne parliamo nel secondo giro. Questo è un aspetto molto importante. Noi vorremmo introdurre per esempio delle soluzioni di presenza virtuale remota, soluzioni di AR e VR per aiutare chi è nostro partner di ricerca o delle aziende a entrare nel nostro laboratorio, seguire come gli esperimenti vengono sviluppati, portati avanti, interagire magari, se possibile, con questi esperimenti, in modo tale da creare veramente questa rete di cui tanto abbiamo parlato. Grazie Massimiliano, e proseguiamo con un altro professore che gioca in casa, diciamo, professor Marco Sottino, professore di tecnologia e meccanica all'Università di Udine, e anche so che tu sei un coordinatore di uno dei Lab Village, quindi ecco, spiegaci qual è la tua esperienza in questo senso. Grazie, buongiorno a tutti. Faccio un po' di storia per completare la presentazione. Diciamo che dal 2016, anno in cui fu fondato, sono responsabile scientifico del laboratorio di meccatronica avanzata all'MFVG. Allora, appunto un po' di storia. L'AMA nasce come progetto congiunto dell'Università di Udine, dell'Università di Trieste e della SISSA
che appunto hanno, diciamo, grazie a questo progetto congiunto per la creazione di un'infrastruttura per la meccatronica avanzata, hanno ricevuto all'epoca un importante finanziamento dal Ministero e poi anche dalla Regione. Da questo poi è nato questo laboratorio che fin da subito, diciamo, venne data una forte vocazione al trasferimento tecnologico e alla collaborazione col mondo delle imprese. È stato realizzato anche dandogli un format grafico. All'epoca non avevamo capito bene perché, poi abbiamo capito con gli anni, tra virgolette. Ok, comunque è piaciuto molto, questo posso dire, ancora oggi diciamo si presenta molto bene, nonostante abbia ormai 8 anni di età. E abbiamo incominciato appunto delle attività di formazione aperta al territorio sulle tecnologie del laboratorio stesso. Allora, la più importante, quella che un po', diciamo, era anche il momento, diciamo, di moda, è stata la stampa 3D dei metalli. Ecco, la stampa 3D dei metalli, diciamo che qui in Friuli Venezia Giulia ha una sua storia particolare, in quanto già 20 anni fa fu la prima, anzi più di 25 anni fa, fu tra le prime regioni d'Italia a investire su questa tecnologia insieme al Centro di Ricerca Fiat con l'Università di Udine, però poi diciamo non era matura. Ecco, nel 2016 effettivamente è un momento abbastanza apicale per questa tecnologia e abbiamo creato questo laboratorio che ha aiutato in maniera molto importante le aziende del territorio a cercare di capire come utilizzarla formando un gran numero di tecnici delle aziende. Questa è stata una prima attività di trasferimento tecnologico unitamente alla formazione degli studenti universitari, degli studenti degli ITS. Ancora oggi continuiamo a formare gli studenti degli ITS anche in vocazione territoriale, nonché ospitare tutta una serie di studenti da scuole di qualsiasi ordine e grado che vengono a visitarci per capire cosa vuol dire manifattura oggigiorno. Abbiamo la parte di produzione tradizionale, la mia vocazione storica è sempre stata quella dell'automazione, quindi sensorizzazione, raccolta dati, quindi io mi trovo un po' al limite tra quello che è il mondo dell'automazione industriale e quello che è il data science, lo faccio da profano, c'è chi lo fa benissimo meglio di me, collaboriamo con aziende come Beantex per esempio su tanti temi, ecco, per cui effettivamente mi trovo tantissimo nell'uso visto in precedenza, in cui si vede appunto questa, diciamo, competenze che collaborano per creare progetti avanzati. Ecco, quindi tutte queste tecnologie vengono presentate e sono alla base del laboratorio e vengono dimostrate continuamente. C'è stato fin da subito una fortissima collaborazione con Confindustria, collaborazione che è diventata ancora più forte quando di fronte alla disastro, catastrofe che c'è stata con il Covid e di fronte alla possibilità di avere a disposizione degli importanti fondi per cercare di dire la nostra, abbiamo immaginato insieme a importanti aziende del territorio come andare a investire questi soldi, creando dei tavoli congiunti insieme con l'industria in cui progettare quello che poi è diventato INEST. Ecco. E poi adesso appunto portiamo avanti queste tematiche nei bandi a cascata e nell'attività di progettazione congiunta. Grazie. Io sottolineo 2 aspetti che mi sembrano importanti perché sono emersi in questa piccola presentazione. La prima è che INEST c'è perché c'era qualcosa prima e ci sono state una serie di persone che grazie al fatto che c'era qualcosa prima sono riuscite a comporre questa tela complicata nella quale, devo dire, anch'io ho perso qualche mese di vita. E quindi è importante anche il punto che noi facciamo quello che abbiamo, probabilmente raccogliamo frutti di qualcosa che è stato seminato nel passato e questo dal tuo intervento emerge molto. L'altra cosa, tu ti sei autodefinito un po' borderline rispetto alle competenze. Ecco, io sono convinto che se noi facciamo un'analisi un po' più approfondita di quelli che sono in sala oggi, ne troveremo molte figure di questo tipo, perché l'innovazione è un qualcosa che nasce, diciamo, laddove ci sono terreni spuri di gioco, no? Dove non c'è una verticalità spinta, non che la verticalità sia sbagliata, però è il terreno, come dire, di confronto e di contaminazione che produce l'innovazione. Chiudiamo il primo giro con Daniele Basso, che è CEO di, non so se chiamarla HBI o HBI, uguale, è la stessa cosa. Già uso il termine CEO, quindi per compensazione dico HBI, Perfetto. Che viene anche lui dal Südtirol, quindi lo dico bene da trentino. Perché... Sì, allora grazie, buongiorno a tutti, io sono Daniele Basso, appunto CEO e fondatore assieme a Renato Pavanetto che è qui presente di HBI.
HBI è una realtà che nasce nel 2016 come startup a valle di un dottorato di ricerca che io feci appunto tra l'Università di Trento e Bolzano, e abbiamo preso diciamo, gli output della ricerca, abbiamo cercato di metterli a terra a livello industriale per cercare di portare fuori dal mondo della ricerca, appunto dell'università, una nuova tecnologia. Nella fattispecie abbiamo sviluppato una tecnologia che tra l'altro è stata certificata a livello europeo come la più efficiente e la migliore per il trattamento dei fanghi di depurazione, quindi è il residuo del ciclo idrico integrato. Abbiamo sviluppato questo sistema che consente di recuperare le 3 macro componenti di questi fanghi di depurazione, che sono l'acqua, che sono l'energia e che sono i nutrienti. Abbiamo messo insieme 2 processi che abbiamo appunto inizialmente approfondito durante il PhD e successivamente anche durante un periodo di postdoc a Bolzano in questo caso. E attraverso questi 2 processi messi in maniera sinergica insieme riusciamo a recuperare più del 95% della risorsa, quindi in ottica totalmente circolare, e riusciamo ad autoutilizzare l'energia estratta dai fanghi per autoalimentare il sistema. Quindi fondamentalmente abbiamo una tecnologia che riduce del 95% i rifiuti ed è energeticamente neutrale, quindi autosufficiente. Io mi sono abbastanza ritrovato sulla presentazione del dottor Redi, nel senso che quello è il percorso ideale, quindi proprio anche sugli spunti che ha detto lei prima cercherò poi di rappresentarvi appunto gli errori o comunque i disallineamenti su quello che è il mondo ideale rispetto al mondo reale. Abbiamo fatto un percorso di incubazione presso il Noi Tech Park, quindi diciamo posso anche in qualche modo portare la testimonianza di quello che è una realtà nata come startup che ha usufruito dei servizi offerti da un ecosistema di innovazione. E vorrei anche provare a portare degli spunti di riflessione su quelli che potrebbero essere, diciamo, i punti critici di questi ecosistemi, sempre sulla scorta dell'esperienza che abbiamo fatto noi. Ecco. Grazie Daniele. Ecco, io comincerei il secondo giro, diciamo, proprio grazie dell'assist, peraltro Daniele, sul fatto dei punti critici, coinvolgendo idealmente anche la discussione di Nicola di prima, e quindi punti critici che non necessariamente devono essere degli errori o dei fallimenti, ma diciamo quello che noi vediamo come snodo, quello che se riflettiamo sulla nostra esperienza e su quello che abbiamo sentito prima, consideriamo particolarmente rilevante e importante perché questi Lab Village possano diventare una realtà solida, strutturata e che ci garantisca il fatto che fra 10, 15, 20 anni saremo qui ancora a parlare di un qualcosa che esiste e che prospera possibilmente. Fabiano Benedetti. Sono stato un po' troppo rapido, chiedo scusa, magari no, posso recuperare puoi adesso. Usufruire di... Grazie. No, volevo spiegare la motivazione per cui noi siamo entrati in questo percorso. Principalmente la nostra intenzione era quella di ovviamente rafforzare i rapporti con l'Università di Udine e in particolare nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dove noi comunque da diversi anni stiamo investendo, soprattutto nell'intelligenza artificiale applicata poi al mondo manifatturiero. No? Noi abbiamo coniato un termine, che questa è la Manufacturing Valley. L'idea nostra è quella di far diventare Advanced Manufacturing Valley grazie proprio a questo tipo di tecnologia. Per cui quello che è stato secondo me la cosa migliore che abbiamo imparato in questo approccio è stato proprio il viaggio, cioè quello che ci ha portato poi a costruire l'Uniud Lab Village, e che poi è stato il confronto per la prima volta in maniera molto importante grazie al supporto di Confindustria e alla disponibilità dell'Università di Udine, è quello di confrontarsi proprio su tematiche specifiche in tavoli, come ha citato prima il professor Sortino, dove abbiamo discusso di quali che erano gli obiettivi dell'azienda e cercato di matcharli ovviamente a quelli che sono gli obiettivi dell'università. E questo credo sia stato, nella mia esperienza di rapporto con l'università, la cosa più importante e la prima volta che questo accadeva. Questo ha prodotto poi tutto quello che si è visto poi ripercuotere nell'INEST, no? In particolare nello SPOC 3, che è noi quello dove siamo interessati, e quindi questa è la parte, diciamo così, più importante su cui noi abbiamo lavorato in questo periodo. E
prima diciamo della parte critica, quindi adesso vado al... Secondo me noi ci siamo un po', anche noi, parlo di azienda BioNTech, ci siamo un po' troppo fossilizzati sull'aspetto fisico del Lab Village, no? Cioè quello di sfruttare al meglio lo spazio fisico. E devo dire che per noi non è stato facile. Allora, abbiamo potuto farlo grazie al fatto che comunque, lì poi noi eravamo all'inizio, siamo stati il secondo dopo Daniele Automation, non vedo Marco Metto qua in sala che è stato il primo, insomma. Poi noi siamo stati praticamente il secondo lab insediato lì all'Università di Udine e devo dire che il Covid ha cambiato praticamente la modalità con cui relazionarsi e quindi è stato molto complicato per noi che poi non abbiamo bisogno di attrezzature o di particolari, a noi ci basta un PC e una connessione e noi siamo a posto, no? Per il mestiere che facciamo. Salvo poi invece abbiamo sfruttato bene, ecco quello sì, il laboratorio vicino al nostro che era quello di Confindustria, IP4 FVG, che lì invece c'era il dimostratore, per cui quello è stato per noi il motivo per riuscire a dare valore a questa collaborazione. Ecco, credo che fossilizzandosi sull'aspetto fisico del lab abbiamo trascurato quello che era invece l'aspetto virtuale. Oggi è emerso in tantissimi interventi il fatto che è importante riuscire a fare in modo che si inneschi una collaborazione, non importa dove stai seduto, ma che sia una collaborazione continua ed effettiva. E qui l'aspetto più importante è la Torre di Babele che citava prima, che senza scomodare tanti soggetti, anche basta due, cioè università e imprese, già lì la comunicazione forse con ChatGPT, speriamo di riuscire a trovare una soluzione, perché quello è l'aspetto più importante, no? Prima vedevo con grande piacere che ci sono 98 microimprese, piccole imprese che hanno aderito a INEST. Ecco, quelle sono quelle che hanno più difficoltà tra l'altro, no? Perché io, nella mia esperienza, noi da sempre praticamente collaboriamo con l'università e abbiamo capito qual è il confine tra quello che dobbiamo fare noi e quello che dobbiamo dare da fare alla ricerca, all'università, ai ragazzi. E le aziende che per esempio non hanno all'interno un R&D difficilmente riescono a relazionarsi oggi con l'università. Questo aspetto di comunicazione è la parte più importante che oggi noi vediamo come problema. È 50-50, qui siamo... Ecco, quindi io avevo suggerito tempo fa di organizzare una specie di rating di voto che ognuno dà all'altro, no? Per dire come è andata la collaborazione, perché quello è l'aspetto più importante, perché ci sono professori che non hanno interesse a collaborare e ci sono imprese che non sono capaci, no? Quindi tutto questo basta saperlo e quindi una volta che tu hai stabilito un ranking alla fine sai con chi è meglio collaborare e con chi no. Questo è pacifico, non è nella legge umana che questo può succedere. Ecco, l'altro tema che io volevo portare sul tavolo qua, oltre alla comunicazione efficace, è che prima avevamo visto quello che è qual è l'obiettivo, no? Se ci poniamo qual è l'obiettivo di costruire questi lab virtuali o fisici e queste collaborazioni tra tutte le università e tra imprese e università. Condivido sul fatto che l'attrazione degli investimenti è uno degli aspetti, è un aspetto importante. Io la vedevo in maniera un pelino diversa come ordine temporale, no? Cioè che io credo che qualcuno verrebbe qua a investire oggi se trova le persone che sono in grado di rispondere alle sue esigenze di business, no? Quindi per me il primo è l'attrazione dei talenti, no? Che è vero che non è che puoi dire ok, adesso attraggo i talenti e dopo vedremo cosa fare. Deve essere fatto un passettino alla volta, ma il seme con cui creare questo circolo virtuoso di creare valore su un territorio è quello dei talenti. Noi abbiamo un problema grosso, qui penso che specie a Udine, di numero, perché di qualità non si discute, ma di quantità siamo veramente, cioè dottorati di ricerca che vanno deserti perché non ci sono i candidati, cioè questo è un problema che oggi mi permetto di dirlo qui perché credo sia la sede giusta, non era emerso durante i miei precedenti colleghi che sono intervenuti, però penso che questo sia uno dei fattori più importanti. Il secondo, nel circolo virtuoso che immagino per creare valore e ricchezza su un territorio, prima i talenti, la seconda sono le tecnologie, cioè i big, perché qua nel mestiere che facciamo noi oggi non puoi stare senza
Nvidia, senza OpenAI, senza Microsoft, Google, o tutti questi qua, perché nel campionato nostro, se sei fuori da questo giro qua, non conti niente. E il terzo è creare use case, cioè creare e dimostrare che queste cose funzionano, creare valore, quindi esperienze e che dimostrano che questo territorio è in grado di creare valore mettendo insieme queste cose, e alla fine gli investimenti arrivano da soli. È il quarto passo fondamentale. Grazie Fabiano, e quindi tornano i famosi intangibles di cui si discuteva prima, e per tua consolazione ti dico che lo skill shortage, quello che si chiama così con un termine, non è che esiste solo a Udine, è un problema rilevante secondo me per il nostro paese, che ce lo ricordiamo sempre perché è uno dei problemi, anzi secondo me forse il primo problema, che ha un bassissimo indice di natalità, è ancora più rilevante, perché noi stiamo discutendo in una situazione in cui i figli del boom economico sono ancora comunque tutti attivi. Fra 10 anni, quando inizieremo a vedere che i figli del boom economico fanno retirement, come dicono gli inglesi, vanno in pensione e la natalità continua a rimanere bassa, credo che dovremo inventarci qualcosa, insomma, perché sennò non so come ne usciamo. Però non voglio allargare troppo lo spazio, perché sennò... Giuseppe Cristiani, dal tuo punto di vista invece, quali sono gli aspetti critici, dove critico sta sia per problemi che avete avuto da quali avete imparato qualcosa, ma anche critici nel senso snodi del sistema? Allora, riparto là dove ero prima, cioè uno degli elementi di successo della collaborazione con FBK e quindi col mondo della ricerca è la diffusione del prodotto, e questo è stato possibile proprio perché è stato riconosciuto scientificamente valido. Si tratta di un'architettura a microservizi, quindi è particolarmente adeguata ad essere riutilizzata. Ciascun cantiere ha potuto disegnare il proprio perimetro funzionale. Questo d'altra parte però rappresenta anche il rovescio della medaglia, nel senso che fin dall'inizio abbiamo dovuto affrontare un problema di fork tra le versioni che provenivano dal mondo della ricerca e le versioni industrializzate dello stesso software. Quindi ogni volta che dovevamo recepire una versione sperimentata da FBK era rilevante il costo di merge con la versione industriale. Gli store, si tratta di app, quindi ti chiedono continuamente aggiornamenti di librerie, di plugin, il lavoro che c'è sotto è complesso, abbiamo dovuto strutturarlo in modo specifico, abbiamo cercato di separare i servizi kernel dai servizi periferici e di interfaccia in modo da tentare perlomeno di arginare le personalizzazioni ai soli periferici. Abbiamo dovuto strutturare una squadra di industrializzazione, perché oltre alla conduzione e al coordinamento piramidale che doveva garantire l'uniformità a livello nazionale di quello che si distribuiva, doveva anche garantire la capillarità specifica. Però l'altro fenomeno interessante è stato che dall'utilizzo massivo del prodotto a livello, diciamo, dei grandi numeri, sono ritornati dei feedback al mondo della ricerca, nel senso che il cantiere specifico poi ha fatto delle scelte di business, e queste sono state indicazioni assolutamente importanti per le versioni in corso di sperimentazione. E quindi si è creata questa simbiosi, questo circolo chiuso, che da una parte la ricerca continua a spingere e a creare innovazione, e dall'altra poi l'utilizzo a livello industriale ritorna come indicazione forte. Io capisco, Giuseppe è stato estremamente tecnico, ma lo dico anche come dato di merito nell'esposizione dei punti di criticità anche positivi. Io capisco due cose, diciamo, da un lato una cosa che io continuo a dire ai ricercatori della mia organizzazione, ma in generale, è che dalla ricerca di impatto, la ricerca di impatto può essere essa stessa ricerca di qualità
che poi va a pubblicare sulle riviste ad alto fattore di impatto, appunto. Quindi il mito che appartiene un po' al passato, secondo me, per cui i migliori ricercatori fanno ricerca blue sky e gli altri, quelli scarsi, tra virgolette, fanno ricerca di impatto, è assolutamente falso. Io questo lo testimonio, se volete vi porto dei casi concreti. E l'altra cosa è che c'è una tensione tra, diciamo, il fatto che dentro questi Lab Village bisogna costruire oggetti, prodotti, servizi in qualche modo di massa, perché se vogliamo creare valore per il mercato bisogna arrivare a pensare di poter produrre qualcosa che va in grande scala, però dall'altra parte questa diffusione genera complessità e quindi noi dobbiamo, ed è il Lab Village stesso in una certa misura che è una sede di complessità, quindi noi dobbiamo stare in un crinale, in un cammino stretto, come diceva qualcuno, tra il coinvolgimento di numerosi attori e il tentativo di un impatto largo, controllando la complessità in qualche modo, diciamo, no? Sì. E questo è affascinante ma difficile, direi. Massimiliano Renzi, uguale, abbiamo capito. Grazie. Il format, quindi... Sì, innanzitutto condivido un po' tutte le criticità che sono emerse e probabilmente come spunto di miglioramento vedo che potrebbe essere utile anche in risposta a questo creare questa interfaccia unica di tutti i nostri centri di ricerca, ma anche aziende, start-up, che poi è anche quello che è emerso dalla presentazione precedente, che sia uno strumento per metterci in mostra tutti quanti, ma anche per dare appunto un'interfaccia più facile a chi vuole rivolgersi ai nostri servizi. Capisco perfettamente, lo vedo chiaramente dalle collaborazioni con le aziende, che molto spesso fanno fatica a capire i bandi, fanno fatica a capire appunto dov'è il punto di contatto giusto tra l'università e il mondo dell'impresa, e quindi dove l'università può essere, o il centro di ricerca può essere veramente utile a portare avanti un'idea di innovazione. Questo è un punto di grandissima importanza. E probabilmente questo dovrebbe essere uno degli obiettivi dei Lab Village, cioè dovremmo, appunto, come dicevamo anche prima, creare questa interfaccia e che ci permette di creare anche diciamo, il numero sufficiente di ricercatori, di competenze, perché molti di noi, non tutti, ma alcuni di noi sono università piccole, Udine ma anche Bolzano, un'università molto piccola, abbiamo bisogno di lavorare insieme, altrimenti non ce la facciamo. Altra cosa importante, secondo me, mi piacerebbe fosse un obiettivo raggiunto dei Lab Village, è quello di creare anche un po' una cultura dell'innovazione, che vedo purtroppo ancora molto mancante, e la cultura tendenzialmente si crea a livello dell'università. È un obiettivo che ci siamo dati anche come Università di Bolzano e come noi Tech Park, quello di introdurre la didattica esperienziale, per esempio, in cui vorremmo che i nostri studenti veramente entrassero nel parco tecnologico, ma durante il loro percorso formativo sviluppassero delle loro idee, che poi dopo queste idee possono diventare magari anche prodotti o servizi, e il fatto di essere dentro il parco tecnologico, dove ci sono già altre start-up, dove ci sono determinati servizi, veramente potrebbe dare una marcia in più, uno spunto in più. Questo appunto è quello che vedo ancora che manca e potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Ecco, grazie Massimiliano, e tra l'altro io lo collego idealmente alla presentazione di Angelo Montanari su due punti che mi permetto di sottolineare. Il primo è che è l'ultimo dei task, se vi ricordate, nell'elenco dei task di cui si compone l'attività dei Lab Village, che è quello della cosiddetta rete di Lab Village, che diciamo oltre alla rete, oltre ad essere un valore perché mette in rete soggetti diversi, necessariamente farà emergere appunto il bisogno di avere un punto di contatto in qualche modo, un'interfaccia. Tu hai usato il termine interfaccia che a me piace molto, cioè diciamo
L'idea che chi è fuori da questa rete e che noi vogliamo attrarre in qualche modo, se deve riferirsi alla rete, abbia ben chiaro come lo può fare. Poi dopo io ho una domanda per Nicola rispetto a quello che ha detto su questo punto, ma la faccio dopo perché credo che sia un punto di criticità notevole. E io lo sposo in pieno. La seconda cosa che già Angelo Montanari richiamava prima è che i Lab Village diventeranno, se funzionano, loro stessi sede necessaria di formazione, ma di una formazione. Ecco, il termine formazione secondo me è uno dei termini più ambigui che oggi viene usato in Italia sicuramente, non so altrove, perché formazione uno classicamente pensa all'aula, formazione frontale, un docente, i discenti allineati e disciplinati, eccetera, eccetera. Che va benissimo, per carità, non dico che quel modello vada cancellato, però oggi fare formazione vuol dire anche miliardi di cose diverse in più. Cioè io la formazione principalmente la vedo dentro il progetto stesso oggi. Quindi quello che posso imparare, anche perché quello che solitamente viene rimproverato anche all'accademia, devo dire, lo dico in una posizione comoda di non accademico, ma è di essere un po' distante dalla realtà concreta della vita di tutti i giorni, no? Quindi probabilmente dobbiamo imparare a fare un'università sul campo, non so come dire, e questa università sul campo può trovare dentro il Lab Village una sede reale o virtuale, perché potrebbe anche essere virtuale, reale o virtuale importante. Assolutamente, assolutamente. Marco Sortino. Allora, parlavamo appunto di principale criticità per cui mi allineo un po'. Allora, effettivamente da quello che dovendo gestire una struttura che in fin dei conti si trova a mezza via, tra virgolette, tra il mondo universitario e quello dell'impresa, pur essendo però comunque completamente integrata all'interno del mondo universitario, effettivamente una grossa criticità c'è un po' nella sua gestione amministrativa fondamentalmente. Devo sicuramente ringraziare in maniera molto molto forte tutta l'amministrazione universitaria, sia diciamo centrale che dipartimentale, per l'aiuto che ci ha dato in questi anni per costruire prima il laboratorio, poi per gestirlo e trovare dei modi flessibili per lavorare, anche se però effettivamente andando un po' al di là da quella che è un po' il funzionamento dell'università classico, è sempre un compromesso, diventa veramente molto difficile e soprattutto è particolarmente difficile per quanto riguarda le forme contrattuali per le persone. Lì sono estremamente rigide, per cui dovendo rispondere in maniera rapida, veloce a esigenze diciamo, aziendali che arrivano, effettivamente avere a disposizione delle forme contrattuali un po' più, chiamiamole moderne, permettetemi, è sicuramente una cosa che sarebbe diciamo, notevolmente d'aiuto. Un aspetto invece, mi permetto un aspetto positivo, è stato invece quello dell'attrattività, nel senso che dopo questo primo investimento che è stato fatto per creare il laboratorio, sono arrivate importanti aziende, mi ricollego un po' alla presentazione precedente, che hanno capito un po' quello che veniva fatto e pur essendo Udine, cioè Udine a livello italiano non è percepita sicuramente come un posto centrale, diciamo molti hanno perfino in dubbio che sia Italia, permettetemi questo termine, e hanno deciso di investire su di noi, quindi abbiamo attratto diciamo Hexagon, faccio un nome, abbiamo attratto Beckhoff, adesso abbiamo attratto un'altra azienda che ci ha dato in dotazione gratuita delle macchine che sono in laboratorio da noi, parliamo di una dotazione che complessivamente è quasi un altro milione di euro e con queste cominciamo a fare progetti di collaborazione e vi dico la verità, non è che per questo ci hanno chiesto cose particolari, semplicemente vogliamo essere presenti in laboratorio col nostro marchio. Questa è una cosa secondo me molto interessante, funziona benissimo in altri paesi su cui con un opportuno diciamo, supporto mediatico e anche di comunicazione bisogna assolutamente investire. Grazie e chiaramente tu hai esposto un caso particolare che in realtà mi permetto di allargare un po' relativamente ai contratti, che è il tema, l'altro tema che secondo me nel nostro paese è ancora un problema per chi si occupa di queste cose. Mi è piaciuto modernizzazione perché secondo me è comprensibile ed è anche utile. Noi dobbiamo modernizzare la nostra struttura giuridico-amministrativa, burocratica, perché se non facciamo qualche passo in avanti da quel punto di vista rischiamo di essere fortemente penalizzati rispetto
ad altri paesi. È difficilissimo farlo, se ne parla da almeno 50 anni, ma non si è fatto granché, secondo me, da questo punto di vista. Daniele, so che aveva un elenco lungo di... No, solo 3 punti. Mi scusi se le ho tolto il microfono. Perdoni. Sì, no, come dicevo prima, io mi sono segnato 3 punti che derivano un po' dalle lessons learned del nostro percorso. In realtà è uno spunto e poi sono 2 facce di una stessa medaglia, no? di cui abbiamo comunque già sentito un po' parlare. Allora, la prima lesson learned è stata questa. Come vi dicevo, noi nasciamo da un percorso accademico e quindi la prima sfida che abbiamo dovuto affrontare è stata proprio lo switching del mindset. Cioè abbiamo studiato, ho fatto un PhD di 3 anni su un processo bellissimo, innamorato del processo, ma non c'era ancora la market driven, cioè non c'era la consapevolezza di questa cosa se servisse veramente a fare qualcosa, no? Quindi abbiamo dovuto inizialmente switchare, dimenticarsi di quello che avevamo studiato, trattandola come una black box, dicendo entra una cosa, ne esce un'altra, questo serve a fare qualcosa, cioè crea, come abbiamo sentito prima, l'innovazione con impatto socio-economico, e questo è stato la prima challenge che abbiamo dovuto affrontare. Quindi il cambio dell'orientamento, il cambio di mentalità. Dal mio punto di vista non lo ritengo così banale, perché chiaramente dopo una formazione di 5 anni universitari più 3 di PhD, 8 anni di forma mentis, accorgersi che bisogna adottare altri processi mentali non è semplice dal mio punto di vista, però forse non è semplice per me. Un'altra cosa sempre a questa collegata è l'uso degli strumenti. Noi abbiamo sempre visto nella presentazione precedente tutta una serie di ingredienti, tra cui anche la finanza. Noi abbiamo fatto 2 round di investimento, adesso il mese prossimo ne chiediamo un terzo. Abbiamo fatto un pre-seed con cui abbiamo fatto leva su finanza agevolata, quindi abbiamo aperto il capitale, ma con questo capitale siamo riusciti a completare il TRL 7 anche accedendo a fondi di finanza agevolata. Nel 2021 abbiamo fatto un seed, adesso chiediamo un Series A, quindi anche capire qual è il momento giusto di usare lo strumento adeguato, anche questo, diciamo così, è un tema che abbiamo imparato a usare, insomma. Gli altri 2 punti che sono più vicini, diciamo così, secondo me, alla realtà dell'Hub Village sono il significato della ricerca. Cioè, la domanda che mi sono posto è, alla fine della fiera, cos'è l'R&D? A cosa serve l'R&D, no? Noi l'abbiamo sempre usata sia per fare gli upgrade delle attività correnti, quindi per fare l'upgrade dal POC al TRL 7 fino ad arrivare al TRL 8, cercando e ricercando nelle università e nei centri di ricerca un supporto, perché da startup era improbabile costruire una funzione R&D internamente, no? L'altro utilizzo che abbiamo fatto, e noi, come dicevo, siamo nati nel 2016 e stiamo finanziando 2 PhD, quindi stiamo ritornando anche in un altro modo all'interno dell'università, è usare l'R&D per le attività di setup, per mantenere, diciamo, un certo posizionamento, mantenere il vantaggio competitivo rispetto ai nostri competitor, ma tutto questo uso dell'R&D rientra all'interno di una strategia ben definita, cioè all'interno di una vision aziendale nostra, che è, diciamo così, il motivo per cui noi ci rivolgiamo ai centri di ricerca. Il terzo, diciamo, la terza suggestione, che deriva un po' da questa esperienza, è quella che chiamiamo la focused contamination, cioè è giusto creare sistemi, ecosistemi, luoghi virtuali, fisici di contaminazione, però quello che è la nostra esperienza, serve una regia, e ne abbiamo già sentito parlare sempre nella presentazione di prima. Cioè, permettetemi la metafora, abbiamo tutti gli ingredienti che erano nella slide dello Space Shuttle, ne manca secondo me uno,
Che cioè, forse è meglio del castoro, ma non lo dico così. No, abbiamo tutti gli ingredienti, ma manca il cuoco. Cioè colui che è capace di mescolare questi ingredienti nella misura adeguata, come dicevo prima, usarli al momento giusto e nella dose giusta, e quindi la regia che sia capace di avere in sé la multispecializzazione, sto riusando tutti i suoi termini, la multispecializzazione e la capacità di gestire la complessità, perché non possiamo, diciamo, pensare di linearizzare un mondo che è complesso, quindi dobbiamo prenderne atto che stiamo lavorando su un mondo complesso e quindi bisogna avere la capacità di gestirla questa complessità. Tutto questo, secondo me, dal nostro punto di vista, deve essere supportato dagli aspetti culturali, cioè la cultura in università, quindi giustamente portare gli studenti all'interno dell'università in modalità immersiva e farli provare a far uscire delle idee, però serve una cultura dell'imprenditorialità, quindi questa cosa qua deve essere supportata e seguita dall'industria o da chi insomma ha la capacità di fare la regia, e ci deve essere dall'altra parte la cultura della contaminazione, perché diciamo aziende illuminate ce ne abbiamo che comunque tuttora lavorano con l'università, però se io guardo il tessuto imprenditoriale italiano, che percentuale diamo di queste aziende sul 100% delle realtà italiane? Dal mio punto di vista questo è un gap culturale che bisogna colmare, no? Quindi, e torno alla formazione, sì, formazione lato accademica, formazione lato lab village, cioè cosa sono queste cose, ma formazione anche lato utilizzatore finale, cioè l'industria. L'ultimo termine che mi sento di rubare, diciamo così, e sempre per rispondere alla mia domanda, alla fine che cosa serve l'R&D, cioè qual è il grande potenziale dell'R&D, è quello che è lo strumento che serve per il successo sostenibile dell'azienda, sempre mutuando una terminologia che diciamo è sempre più nella nostra quotidianità, cioè non possiamo pensare in un contesto complesso, in un mondo veloce, in un mondo iperconnesso e tutto quello che sappiamo, di non puntare sull'R&D, cioè perché se non puntiamo come aziende sull'R&D non possiamo pensare di sopravvivere con una crescita lineare, no? Ecco, Daniele ha fatto quasi un appello, mi sembra, più che un appello al fatto di come dire, mantenere alta l'asticella. Io la sintetizzo così perché, secondo me, io credo che abbiamo una decina di minuti per aprire a qualche domanda. Molto, diciamo, molto poco democraticamente la farei io. No, ho una domanda che mi frulla nella testa e che farei a Nicola rispetto alla sua presentazione precedente, ma che è stata toccata da tutti. Uso la metafora del cuoco. No, perché di cuochi ce ne sono di tipologie molto differenti tra loro, no? C'è chi fa la nouvelle cuisine, c'è chi fa invece cucina del territorio, eccetera, eccetera. Allora, mi ha colpito la tua slide nella quale c'era una palla centrale che in qualche modo, dentro la regione Triveneto, che in qualche modo era, non so neanche come chiamarlo, però diciamo un orchestratore, chiamiamolo così, del sistema, un'interfaccia, dice Massimiliano, eccetera. Però noi non dobbiamo dimenticarci una cosa, noi siamo una regione che non è una regione. Cioè, noi, tant'è che gli esempi che hai fatto tu sono tutti di regioni che sono anche regioni dal punto di vista amministrativo e politico. E come facciamo nel Triveneto ad avere quella palla lì e in un contesto politico-amministrativo che in realtà non è per nulla, non ha un'entità politico-amministrativa unica, non è coeso, perché, come dire, magari oggi non è conflittuale, anche se, non so, ma sicuramente non è coeso. Com'è che si fa a bypassare questo aspetto che secondo me non è un aspetto secondario? Chi è il referente ultimo che è empowered in qualche modo a fare l'orchestratore di un sistema così disperso e complesso? Questa è la macro domanda.
Non ho capito. È difficile. No, la domanda è difficile, peraltro non entro in temi assolutamente di politica, ma faccio due ragionamenti. Il primo, riparto dalla metafora del cuoco, che mi piace molto, soprattutto piacerebbe al mio collega, che è un chimico, ma è anche un cuoco, e lui si diverte tantissimo, perché poi la cucina è chimica, a lavorare su questi temi. E da chimico, con la chimica direi che forse più che il cuoco, qua è un tema di catalizzatori, perché siccome i cuochi poi sono diversi e ognuno, come dire, ci mette il suo zampino, in realtà i processi di innovazione, se gli metti il cuoco che alla fine fa sempre la stessa roba, perché ha quella cucina lì, rischi che poi dopo diventi obsoleto, che è uno peraltro dei... sto facendo una bellissima risonanza, guardate, mi sposto perché Se vuoi venire. quella cassa... Fai prima, perché risuona con la cassa, forse. No, che sentivo che cominciava... No, continua a farlo, quindi non era lo stesso, vabbè, scusate. Vabbè. Dicevo, il cuoco rischia poi di essere un bias all'interno del processo. I processi dell'innovazione sono per loro natura molto, molto dinamici e ci vuole un attimo a fare in modo che si congelino. Quindi in realtà è più un effetto di catalizzatore, che è difficilissimo, perché, come dire, è apparentemente qualcosa che favorisce delle reazioni, ma non ne dà proprio una direzione. Ma è il modo con cui tutte le realtà che hanno poi saputo durare nel tempo si sono adattate allo sviluppo di che cosa è effettivamente fare innovazione. E se posso permettermi un passaggio, quando si parlava di formazione, secondo me ci sono due grosse sfide. Una è certamente sulla formazione di tipo applicativo, applicata, per cui esco, so cosa fare, ma per riprendere il tema del catalizzatore, alla base deve rimanere una formazione che non è del know-how, ma è del know-why, perché se noi non riusciamo ad avere delle persone che sono resilienti rispetto a cambiamenti delle tecnologie, stante che le tecnologie cambiano molto velocemente, ce le perdiamo. Per cui è inutile avere 3.000 ragazzi che mi sanno programmare in Python se nessuno le ha spiegato che un linguaggio di programmazione è un linguaggio, ha degli schemi logici, e domani si chiamerà Pippo e servirà per fare tutte le nuove reti neurali, ma loro non sapranno da che parte prenderlo. Per tornare, scusa la tua domanda, perché poi in questo tema, il tema del catalizzatore, che è colui che favorisce un cambiamento, i processi di cambiamento sono sempre dei processi bilanciati, top-down e bottom-up. Questo lo insegnano le metodologie giapponesi di cambiamento, che secondo me sono state sempre quelle che funzionavano meglio. Quindi, in una realtà così diversificata, se aspettiamo che si mettano d'accordo due province autonome, una regione autonoma e una regione a statuto ordinario, si diceva non si andrà mai in pensione, diventeremo, cioè l'Italia sarà 10 milioni, per cui è il lungo periodo keynesiano. Perché invece non fare bottom-up? Cioè non aspettiamo che ci sia tutto l'allineamento dei pianeti, perché l'allineamento dei pianeti forse non ci sarà mai. Ci sono le possibilità per farlo bottom-up? Probabilmente sì. INEST è già un esempio e nasce bottom-up. Allora facciamolo partire bottom-up e troviamo un altro allineamento di pianeti che non sia a livello... Poi verranno dietro, perché se le cose funzionano sappiamo che sul carro dei vincitori tutti vogliono salirci sopra. E quindi magari sarà l'elemento con cui domani mattina partiranno dei bandi particolari gestiti dal Lab Village centrale e saranno dei bandi congiunti delle varie province. Non verranno, non vuol dire siamo sul mercato e ce la giochiamo sul mercato. Però direi che le risorse della rete di INEST ci sono tutte, per cui secondo me può tranquillamente emergere bottom-up. Grazie Nicola. E altre... Lasciamo spazio a domande che arrivano dal pubblico. Pubblico tra virgolette, perché poi siamo tutti super addetti ai lavori. Se non ci... Una piccolissima cosa su questo.
i giovani dobbiamo pagarli, perché se no scappano. Non c'è dubbio. E quindi il pubblico privato è una strada. No? Vogliamo avere il meglio, noi formiamo dei profili eccellenti che giustamente non rimangono e vanno via, perché le condizioni non sono dignitose. No? E soltanto dal matching tra pubblico e privato possiamo modificare questa situazione che richiede sicuramente un correttivo. È un statement, scusate, non è una domanda, ma io ne ho un altro, scusate, io come avete capito sono logorroico e pervasivo, però avrei un altro spunto di riflessione, lo prendo sempre da Nicola che dice bottom up, giusto, perfetto. Il problema dei bottom up rispetto ai top down è che il top è uno solitamente, i bottom sono tanti. Allora la prima cosa che mi viene in mente è che Inest non è l'unico esempio di ecosistema che sta lavorando su queste cose, ce ne sono diversi altri e quindi il tema del bottom up è anche un tema di raccordo, perché ci sono diversi livelli quasi frattali di complessità, no? E più vai in basso nei territori, nelle esperienze, eccetera, più comunque ti scontri con delle complessità. Quindi è vero che si può fare bottom up, però c'è bisogno di un po' di raccordo, perché sennò si rischia di produrre una pluralità di esempi e di disperdere l'energia. Cioè, non ci giro tanto intorno. C'è un altro ecosistema che si chiama SMACT, che è molto simile a Inest, che fa più o meno le stesse cose. E bottom up in questo caso cosa vuol dire? Che si deve avere la forza di questa è la mia posizione, di far raccordare Inest e SMACT per cercare di trovare ancora più massa critica. Probabilmente un'autorità, la chiamo così, centrale, avrebbe più forza nel cercare un'armonizzazione tra questi diversi attori. L'altra cosa potrebbe essere che non tutti lavorano per un discorso cooperativo, ma ci potrebbero essere anche singoli atenei, perché non è che qua noi rappresentiamo tutti gli atenei, ci potrebbero essere singoli atenei che dicono no, ma perché io devo fare questo raccordo a livello di Triveneto? Io sono uno fantastico ateneo, sono il migliore degli atenei possibili e vado avanti per la mia strada. E bottom anche quel pensiero lì e quindi diciamo non voglio complicare troppo la cosa perché lo so che sono domande alle quali non si può rispondere, però è importante capire che siamo in un contesto complesso e quindi fare leva anche su questo. E secondo me una qualche forma di raccordo dall'alto sarebbe anche importante in questo caso. Grazie a tutti gli intervenuti.